Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Oggi 2 maggio andremo a vedere una rassegna stampa un po' particolare perché sapete oggi i giornali non sono in edicola, quindi vedremo un po' quello che è accaduto ieri anche qui nella vicina Monfalcone o anche a Trieste con i vari siti che si occupano della nostra zona, insomma dell'informazione nella nostra zona. Ma cominciamo subito con le previsioni del tempo, con la pagina dello Smeralpa regionale. Allora andiamo a vedere la situazione generale. Una depressione di origine atlantica raggiungerà il nord Italia mercoledì sera, determinando il passaggio sulla regione di alcuni veloci fronti con correnti umide meridionali. Per oggi, giovedì 2 maggio, cielo coperto con precipitazioni intense in Carnia, sulle prealpi e in pianura, anche temporalesche, generalmente abbondanti sulle Alpi, con quota neve in calo fino a 1800 metri circa. Sulla costa piogge più moderate con possibili schiarite. Vento moderato da sud sulla costa in quota, con raffiche anche sostenute nel pomeriggio sulla costa. Quindi una giornata dal quadro molto quasi autunnale, possiamo dire. Mentre per domani, venerdì 3 maggio, cielo in prevalenza coperto ancora con qualche schiarita però sulla costa. Dalle ore centrali probabili precipitazioni sparse, in genere deboli o moderate, quota neve tra 1600 e 1800 metri circa, questo è il quadro per domani, mentre sabato assisteremo a un miglioramento del meteo. Al mattino nuvoloso o coperto e forse qualche locale debole precipitazione in montagna, in giornata ampie schiarite fino a cielo poco nuvoloso e venti di brezza, fino ad arrivare appunto a domenica 5 maggio, al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata progressivo aumento della nuvolosità, venti di brezza, però vediamo ancora un quadro ancora un po' all'asciutto, diciamo, senza grandi precipitazioni verso il fine settimana. La giornata di oggi sarà quella con le precipitazioni più intense. Allora andiamo a vedere alcune prime pagine dei siti, ad esempio del Piccolo che si occupa naturalmente della manifestazione, delle varie manifestazioni per il 1° maggio di ieri. Sicurezza sul lavoro e confronto con il governo, ecco tutti gli interventi al 1° maggio nazionale di Monfalcone. In 4.000 hanno risposto all'appello dei sindacati confederali affollando la piazza della città del cantiere. Allora Monfalcone, esterno piazza, mercoledì 1° maggio, là dove c'è una rivendicazione dei diritti costituzionali su tutto il lavoro, fondamenta della Repubblica, là dove c'è l'immaginazione di un futuro diverso, di disarmo e pace, là dove c'è la lecita aspettativa di salari più alti perché quelli di oggi risultano strozzati da inflazione e rincari. In 4 parole, piazza della Repubblica, Monfalcone. Questo è l'attacco dell'articolo. Nella città del cantiere CGIL, CISL e UIL centrano lo spirito dei tempi nei comizi del Labor Day Bisiacco davanti a una pacifica platea di 4.000 persone, uno sterminato numero di bandiere ondeggianti. Tempi fragili se la lente si sposta sul mondo del lavoro, tra flessibilità, spinta, morti bianche, mercati rovesciati dai conflitti bellici. La capitale del 1° maggio è Monfalcone, quindi 4.000 in piazza. Basta morti sul lavoro. La cronaca della giornata: c'erano i 3 segretari generali della Triplice, Pierpaolo Bombardieri, Luigi Sbarra e Maurizio Landini, hanno aperto un confronto a oltranza la richiesta appunto di aprire un confronto a oltranza nella Sala Verde col governo Meloni, conforta invece la partecipazione delle masse. Presente sicurezza. Una festa per gli occhi, Piazza della Repubblica, gremita, straripante, lo vedremo anche in alcuni dei video appunto che sono pubblicati oggi sul Piccolo. Allora vediamo se riusciamo a mostrarvi qualche video. No, ci sono ovviamente naturalmente gli spot, allora fra poco vi faremo vedere i video, invece ora vi facciamo rivedere un servizio che ha avuto grande risalto anche a livello nazionale. La notizia che vi abbiamo dato martedì scorso, martedì mattina, del pestaggio di un'anziana in via Flavia, un'anziana che è stata picchiata brutalmente, appunto apparentemente senza alcun motivo. Allora rivediamo insieme il nostro servizio del nostro Gianluca Paladini.
Sono qui, mi viene a chiamare una persona e fa: "E lei è Giordano?" Dico: "Sì, guarda che sua madre a terra sanguinante ha preso un pugno in faccia." Ma va bene, come in faccia? Il sangue a testimoniare la brutalità dell'aggressione avvenuta questa mattina in via Flavia alle 6 ai danni di una persona anziana di 85 anni. Un passante si è avvicinato a lei e le ha sferrato un pugno. Il figlio della donna basito da quanto successo, la madre ricoverata in ospedale con naso e zigomo rotti. La brutale aggressione nella periferia di Trieste apparentemente non ha un motivo, nessun tentativo di rapina, solo violenza. Erano da poco passate le 6 di mattina, l'85enne passeggiava con il cane, poi si è trovata con il figlio Giordano in un bar del posto per bere un caffè. Si sono salutati e l'anziana ha proseguito la passeggiata superando l'incrocio tra via Benussi e via Flavia. In quel momento un uomo con il cappuccio della felpa tirato sulla testa, appena incrociato la donna, le ha sferrato un pugno in pieno viso. Pochi minuti dopo il figlio ha appreso quanto successo, mentre la madre veniva soccorsa da dei passanti. Sono corso qui, era a terra, tutta sanguinante, per fortuna c'erano due persone veramente umane, ne ha dato una mano, abbiamo chiamato la Croce Rossa, lei purtroppo non ha visto nulla. Perché era uno che faceva il jogging col cappuccio in testa e gli è andato vicino, pensava che gli chiedeva qualcosa, non lo so, e invece gli ha sfiorato un pugno e l'ha buttata a terra. Dunque la corsa in ospedale per le cure. La Polizia di Stato sta indagando sull'episodio ed è alla ricerca del responsabile della violenza. Gli investigatori hanno già proceduto in mattinata a interrogare i possibili testimoni. Tra la piazzetta di via Flavia e via Benussi, tutti stamattina parlavano dell'episodio. Stavo venendo a lavorare in macchina e ho visto solo una persona che cercava di alzarsi, ma c'erano già due persone che la stavano aiutando, per cui e poi ho visto correre gente e sono venuti a chiamare insomma qualcuno e so che la signora è stata picchiata. Il figlio dell'anziana è in costante contatto con l'ospedale per verificare le condizioni della madre. Ma per il momento c'è male, è tutta gonfia, è come un pallone da calcio, probabilmente ha lo zigomo rotto, però sta aspettando per fare i raggi, quindi la cosa non so ancora sicuramente qual è il danno, però una donna di 85 anni così insomma. Sicuramente ha impressionato molto questo fatto di cronaca e ne hanno parlato anche vari giornali, anche telegiornali, insomma un po' dappertutto. Allora, torniamo al 1° maggio, vi facciamo vedere uno dei video della manifestazione nazionale dei sindacati a Monfalcone che viene pubblicato sul Piccolo questa mattina e commentando insomma insieme queste immagini, qui vediamo la piazza gremita appunto con le tante bandiere di cui si faceva cenno nell'articolo che abbiamo appena letto. Vediamo la piazza della Repubblica davvero gremita, tutto si è svolto assolutamente con ordine e anche sicurezza, insomma c'era qualche timore alla vigilia, però si è svolto tutto in maniera impeccabile. Vediamo appunto alcuni dei discorsi ufficiali appunto nella giornata del 1° maggio di Monfalcone sul palco allestito per l'occasione in cui Monfalcone è tornata a essere un po' la capitale appunto del mondo del lavoro per quanto riguarda la nostra regione. Dopo 20 anni dalla prima volta, ecco qui vediamo parlare il segretario nazionale della UIL, poi parleranno anche quelli della CISL e della CGIL. I discorsi ufficiali insomma ci sono stati, non so se riusciamo a sentire anche qualche stralcio, in realtà sono... Ecco qui. Dove sono finite quelle promesse? Le ispezioni, di superare le gare al massimo ribasso, i subappalti a cascata, della dignità, la festa della forza del lavoro, anche oggi, soprattutto oggi, vogliamo affermare il senso profondo, conquistare la libertà. Ecco, allora, questi alcuni degli stralci, insomma, abbiamo sentito dei discorsi ufficiali. Ecco, qui parla invece il segretario nazionale della CISL, Sbarra, e poi ha parlato anche quello della CGIL, appunto Landini. Abbiamo visto alcune, e possiamo anche continuare a vedere, c'è anche il discorso di Landini, abbiamo visto alcuni dei passaggi
significativi, si è parlato anche di lavoro precario, di subappalti, un tema sicuramente molto molto sentito in quel di Monfalcone e non solo, per la presenza appunto del cantiere, della modalità insomma abbastanza diffusa di questo tipo di lavoro in subappalto, quindi abbiamo sentito anche insomma delle voci dal pubblico anche abbastanza insomma in contestazione con questa modalità. Vediamo anche il segretario generale regionale della CGIL, in questo caso vicino a quello nazionale, Landini. Davvero una giornata insomma in cui Monfalcone è stata protagonista del mondo del lavoro. Il lavoro dunque è vivo, scrive Il Piccolo, palpita come non mai tra manifestanti più o meno giovani, precari, stabilizzati, autoctoni e migranti. In 4.000 alla fine hanno raccolto l'appello alla partecipazione di CGIL, CISL e UIL, con la seconda sigla a fare gli onori di casa, la CISL, appunto organizzatrice del 1° maggio, e già in 2000 erano verso le 10, un'ora prima dell'avvio degli interventi, con lo sventolio dei vessilli, palloncini colorati di verde e blu e insomma tutta la coreografia che sta dietro questo tipo di manifestazione. Poi parleremo anche di quella di Trieste. Andiamo a vedere però ora la prima pagina del Piccolo di ieri. È andato appunto in edicola ieri. Ci sono altri interventi, naturalmente si parla anche di Generazione Europa, noi sloveni nati nel 2004, quando l'Europa appunto entrò nell'Unione Europea. All'anniversario parlano i giovani ventenni, la capitale della cultura è Schengen, le idee, quindi un intervento anche di Franco Belci sul Piccolo ieri mattina. Poi indagine sui soccorsi lenti, anche di questo si è parlato. L'ambulanza del 118, il caso di via Santa Maria Maddalena, la morte di un 63enne, la procura apre un fascicolo. La compagna di Piccinin, la persona deceduta, dice si poteva salvare, e anche noi abbiamo realizzato un servizio su questo fatto ancora dai contorni molto, molto incerti. Naturalmente bisogna andarci con i piedi di piombo, perché c'è comunque un'indagine della procura che dovrà stabilire eventuali responsabilità nella scomparsa di questa persona, nella morte di questa persona. Rivediamo insieme il nostro servizio. Franco Piccinin, 63 anni, è morto ieri pomeriggio per un malore improvviso mentre lavorava su un terreno di via Santa Maria Maddalena a Trieste. L'uomo, affetto da diabete e cardiopatia cronica, è morto per arresto cardiaco. È giallo però sulle tempistiche dei soccorsi. Infatti l'ambulanza è arrivata dopo 23 minuti dalla chiamata d'emergenza. Nel frattempo la compagna dell'uomo, disperata, stava tentando di rianimare il 63enne. La procura di Trieste intende fare chiarezza su quanto accaduto per appurare eventuali responsabilità sulla morte dell'uomo. Come riportato da Il Piccolo, un'indagine per omicidio colposo, al momento carico di ignoti, con l'ipotesi della colpa professionale sanitaria, è la linea giudiziaria che la Procura di Trieste intende intraprendere. Secondo quanto comunicato dalla Sores stessa, la compagna di Franco avrebbe chiamato la centrale operativa alle 14:15 comunicando il malore in corso. Sempre secondo la Sores, la donna non sarebbe riuscita a fornire indicazioni precise sul luogo in cui si trovava, ma ha dichiarato di trovarsi vicino a un capannone, allertando che si sarebbe fatta vedere in strada per rendersi visibile. Nel frattempo l'operatore della Sores ha allertato le ambulanze classificando l'emergenza come codice rosso. L'operatore ha voluto anche precisare che nell'orario di quella chiamata la centrale stava gestendo altri 12 interventi con altri 6 in attesa su Trieste. Successivamente l'operatore ha chiesto alla compagna del 63enne e a un passante che stava aiutando la donna ad intervenire con manovre guidate di rianimazione, ricevendo, precisa la Sores, un diniego. Nel frattempo un secondo operatore è riuscito a liberare un'auto medica e un'ambulanza giunte poi sul posto. L'automedica è partita alle 14:29 ed è arrivata alle 14:38, mentre l'ambulanza è partita alle 14:36 da via Forti, arrivando in via Santa Maria Maddalena alle 14:39. A quel punto era troppo tardi e Franco Piccinin è morto.
Allora, ora con l'ausilio dell'agenzia di stampa e video Vista, vediamo alcune immagini e anche sentiamo alcuni discorsi sempre relativi al 1° maggio di ieri, a cominciare dal discorso della Premier Giorgia Meloni, poi ci saranno anche gli interventi dei sindacati proprio anche da Monfalcone. Allora sentiamo alcuni tratti così di questo discorso nella giornata politica dedicata appunto dall'agenzia Vista al 1° di celebrare questa giornata così importante nell'unico modo che conosciamo, cioè dando risposte concrete agli italiani e in particolare a quegli italiani che ogni giorno si rimboccano le maniche e con il proprio lavoro contribuiscono alla ricchezza della nostra nazione. Il 1° maggio di un anno fa, se ricordate, avevamo riunito il Consiglio dei Ministri in questa sala e in quell'occasione avevamo approvato un decreto molto articolato con diverse misure in favore dei lavoratori, la più importante delle quali era il taglio delle tasse sul lavoro per i redditi fino a 35.000 euro. Grazie a quel taglio i lavoratori hanno ricevuto in busta paga fino a 100 euro in più al mese, una misura che abbiamo poi confermato per tutto il 2024 con la legge di bilancio. Abbiamo fatto questa scelta per difendere il potere d'acquisto dei lavoratori, in particolare di quelli con i redditi più bassi in un momento di alta inflazione. E allo stesso obiettivo in questo anno e mezzo di governo abbiamo dedicato diversi altri provvedimenti. L'accorpamento dei primi 2 scaglioni IRPEF che abbassa le tasse a tutti, anche se poi abbiamo annullato il beneficio per i redditi più alti, l'azzeramento fino a 3.000 euro annui dei contributi a carico delle mamme lavoratrici dipendenti con almeno 2 figli, il taglio delle tasse sui premi di produttività fino a 3.000 euro, l'innalzamento della soglia di detassazione del fringe benefit, cioè del contributo volontario che il datore di lavoro può dare al lavoratore con un occhio di favore ai lavoratori che hanno dei figli a carico. Ma anche l'aumento delle pensioni minime, la piena indicizzazione delle pensioni più basse, tutto è stato fatto in un'ottica di redistribuzione della ricchezza. Anche in vista di questo 1° maggio abbiamo scelto di continuare in questa direzione. Abbiamo approvato un decreto che ci permetterà di aggiungere a tutte queste misure un altro provvedimento, un provvedimento grazie al quale a gennaio 2025 potremo erogare un'indennità di 100 euro per le famiglie monoreddito dei lavoratori dipendenti. Lo voglio dire in modo molto chiaro. Quello che il governo ha fatto ieri, io lo considero e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, una marchetta elettorale. Una marchetta elettorale. Noi lo continuiamo a dire, le risorse vanno prese lì dove ci sono. Le risorse vanno prese combattendo l'evasione fiscale, non facendo condoni. Servono più risorse per la sanità pubblica, per la medicina territoriale, per abbattere le liste d'attesa, per investire sulla scuola, sul pubblico impiego. Dobbiamo avere molto più unità, noi lavoratori. Queste alcune delle voci appunto dalla piazza, abbiamo sentito anche il discorso, una parte importante del discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui provvedimenti proprio dedicati al mondo del lavoro, alla realtà del lavoro. Abbiamo una telefonata, la sentiamo, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono forse io? Sì, buongiorno. Buongiorno fatina bionda. Grazie signora, buongiorno. Non ci sentiamo, dunque, guardi, devo segnalare anche delle cose gradevoli. Dica. Mio marito, 94 anni, ieri, come al solito va ai bar, è filato auguri giù ai gradini, perché c'erano tanti gradini, conciato come un disastro. Hanno chiamato la Croce Rossa, si sono fatti in 4 per medicarlo. Poi lo hanno portato giù al pronto soccorso di Catinara e io non sono andata perché non posso vedere il mal di altri e non gli dico sia mia figlia che è andata più volte perché è stato tutto il giorno dentro, lo hanno provato, riprovato. Guardi, vi devo dire che tutti sono rimasti a bocca aperta della gentilezza, del modo, è venuto a casa che sembrava un arlecchino la sera, tutto incernottato, impassato. Però hanno detto, anzi ha telefonato la signora, una dottoressa ha detto di non preoccuparsi, quando sarà pronto la sera ha chiamato, ma guardi, di dire noi abbiamo frequentato molto privatamente, ma una gentilezza, guardi, veramente bisogna dire le cose, siamo rimasti
Colpiti favorevolmente, insomma. Ecco. Ma hanno fatto di tutto e di più, perché lei doveva vederlo quando è venuto a casa, perché era ferito ai bracci, alla testa, pagliaccio, ecco là, perché mi cerca di rogne. Ho capito, quindi avete avuto insomma un'esperienza positiva con la sanità, con il soccorso, insomma, ma non positiva, meravigliosa, meravigliosa. È bene che l'abbia raccontato, insomma, signora, grazie di averci raccontato. Perché è inutile solo sapere. Li ringraziamo questi lavoratori. Se è proprio sempre vero, le robe brutte, ecco. Ha ragione, diamo anche conto ovviamente delle cose positive. Ha ragione la signora, grazie davvero per averci telefonato e raccontato insomma l'esperienza. Allora andiamo ancora a leggere il giornale che era in edicola ieri. Lo ricordiamo, oggi non ci sono in edicola i giornali, dunque c'era anche proprio nel giorno della festa dei lavoratori la tragedia. Muore colpito dalla gru l'altro ieri alle 11:30, l'uomo è stato sbalzato a terra, immediati tentativi di rianimazione ma i soccorsi sono risultati vani. Purtroppo la vittima Ivo Bellotto, operaio veneto di 68 anni, stava lavorando in un allevamento di Fiume Veneto, quindi un primo omaggio di dolore, titolava il piccolo. Ivo, l'azienda di trasporti e la passione per l'autocross, il titolare e sua moglie distrutti dal dolore, era un amico di famiglia, lascia la moglie, 2 figli, Cristina e Davide, con il quale perfezionava le auto per renderle migliori. Aveva fondato un'impresa, poi da pensionato svolgeva alcuni lavoretti con regolari contratti, quindi questa è la tragedia appunto della vigilia del 1° maggio. Anche Mattarella è intervenuto, il Presidente della Repubblica: basta morti sul lavoro, non dividere il sud dal nord. Questo è il suo intervento forte sul 1° maggio, il richiamo del Capo dello Stato contro la strage nei cantieri e da Cosenza un appello a mantenere unita la Repubblica. I sindacati, ha detto, hanno un ruolo insopprimibile per lo sviluppo e il welfare non deve perdere il suo carattere universalistico, anche se è un'ottima notizia che l'occupazione stia crescendo. Le istituzioni non devono mai sentirsi appagate, ha detto ancora Mattarella, perché l'ascensore sociale si è bloccato. Ogni morte sul lavoro è inaccettabile per uno Stato moderno. Infine, porre rimedio allo sfruttamento degli immigrati. C'è tutto questo e tanto altro nel 1° maggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono Luisa Mastracchio, ispettore capo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, buongiorno. Guardi, buongiorno. Allora, senta, intanto la situazione attualmente è tranquilla. Ricordo che permane la chiusura della brigata casale tra la via Alpi Giulie e l'Erta Sant'Anna in attesa della fresatura e successiva asfaltatura dopo il noto sversamento che si è verificato l'altro ieri. Certo. Ecco, allora quindi sempre chiusa quella... Ancora chiusa, ho capito. Sì, guardi, proprio ho sentito da poco anche i carabinieri, che sono loro che si occupavano del caso, diciamo, proprio dello sversamento e tutto, hanno confermato la chiusura, e appunto perché il tratto dovrà essere fresato e poi riasfaltato. E un'altra cosa che posso dire, nella giornata di oggi c'è un cantiere da tempo in via Valdirivo 9 e ci saranno delle operazioni appunto edili, ecco, che potrebbero comportare dei rallentamenti sulla careggiata, quindi per chi transita su quel tratto di strada qualche rallentamento potrebbe esserci nella mattinata. E ancora un'altra cosa, una chiusura al traffico sul raccordo 13, raccordo autostradale, dal chilometro 13 più 705 al chilometro 13 più 777, praticamente tra Prosecco e Ferneti Opicina, nella fascia oraria dalle 7:30 alle 18:30 sulla corsia di marcia direzione Trieste. Quindi interesserà a tutti gli utenti, ecco. E altre cose non ne avrei da dire per il momento, le restituirei la linea. Benissimo, allora grazie delle informazioni e buona giornata e buon lavoro.
Grazie a lei e ai a suoi voi. colleghi, grazie. Allora, noi andiamo avanti ancora a vedere, ad approfondire alcune notizie, ma ora mi dicono una telefonata in arrivo, allora la sentiamo subito, poi torniamo sul caso di cui vi abbiamo appena parlato, dell'anziana picchiata in via Flavia. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Allora no, vediamo se riusciamo a ripristinare questa chiamata. Dicevo, l'approfondimento è arrivato anche sui siti, appunto vi dicevo, qui siamo su Trieste Prima in particolare, è stato denunciato dalla polizia per lesioni personali l'uomo che martedì 30 aprile ha colpito con un pugno al volto una donna di 85 anni. Si tratta di un cittadino afghano di 32 anni che sembrerebbe affetto da disagi psichici. Il grave episodio è avvenuto alle 6 del mattino, l'abbiamo appena raccontato con il nostro servizio, in via Flavia. L'aggressione, che inizialmente sembrava essere scaturita da un rifiuto della signora a dare dei soldi all'uomo, sarebbe stato invece un gesto del tutto improvviso e inspiegabile. Così ha raccontato al telefono il nipote della signora, contattato da Trieste Prima. La nonna ha raccontato che tempo fa uno straniero le si era avvicinato chiedendo soldi per il collirio e lei aveva rifiutato, ma non c'è stata un'aggressione, mentre in quest'ultimo caso, avvenuto diversi giorni dopo, lei era uscita con il cagnolino, è andata a trovare il padre, l'abbiamo sentito appunto intervistato da Gianluca Paladin, il padre appunto con il quale aveva preso un caffè, poi si sono salutati e una volta girato l'angolo un uomo incappucciato le si è avvicinato, le ha sferrato un pugno così dal nulla e lei si è ritrovata improvvisamente a terra. Non ha neanche avuto il tempo di vederlo in faccia perché era intenta a guardare cosa faceva il suo cane. Questo invece è il racconto appunto del nipote. Al momento non si sa se la persona che le aveva chiesto soldi nell'occasione precedente sia la stessa persona. Quindi non si sa ancora se c'è possibilità di fare questo aggancio, questo parallelismo. L'85enne, continua il nipote, ha subito fratture facciali al setto nasale, allo zigomo, alla mandibola. Nei prossimi giorni dovrà essere operata. Non si capacita di questo gesto, naturalmente. Se sei una persona anziana e indifesa non ti aspetti di essere aggredito in questa maniera. Questo è quello che scrive Trieste Prima, insomma l'avevamo documentato sicuramente anche noi, appunto intervistando anche il figlio proprio della signora picchiata in via Flavia. Allora andiamo ancora avanti, sempre su Trieste Prima c'è la notizia di un incendio accaduto ieri, un principio di incendio in un appartamento di viale 20 settembre, successo nel primo pomeriggio di ieri all'altezza del civico 43. I vigili del fuoco sono intervenuti impedendo alle fiamme di propagarsi. Quindi principio di incendio in un appartamento di viale 20 settembre è successo verso le 15:30 di ieri all'altezza del civico 43. I vigili del fuoco sono intervenuti scongiurando il peggio, hanno individuato il piccolo focolaio e sono riusciti a spegnerlo prima che si propagasse. Una volta ultimato l'intervento, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Quindi questa è la notizia appunto relativa alla giornata di ieri. Si dà conto anche del 1° maggio, anche di quello qui a Trieste, organizzato dalla sola CGIL, come vi avevamo raccontato il giorno prima, martedì 30 aprile. Allora, 1° maggio senza CISL e UIL, vediamo sempre dal sito di Trieste Prima, i confederali ritrovino unitarietà, ha detto Marega, il segretario della CGIL. La dichiarazione al comizio finale arriva in una manifestazione che ha visto la CGIL come unica rappresentante della triade confederale, mentre CISL e UIL hanno concentrato le presenze a Monfalcone, quest'anno capitale nazionale del 1° maggio. Nell'articolo vediamo: auspico che le organizzazioni sindacali confederali possano ritrovare un'unitarietà vera.
ha detto Massimo Marega, segretario provinciale CGIL, basata su una comunità di intenti mai tanto necessaria per tenere assieme tutto il mondo del lavoro, un'unitarietà programmatica capace di costruire progetti e piattaforme comuni, che non sia solo quella contrattuale nello stare seduti assieme sugli stessi tavoli, ma che sia fatta di contenuti. Questa è la sua dichiarazione nel messaggio conclusivo letto dopo il corteo del 1° maggio in piazza Unità. Un corteo che a Trieste ha visto la CGIL, appunto scrive ancora Trieste Prima, come unica rappresentante dei 3 sindacati confederali. Gli altri appunto impegnati a Monfalcone. Prima dell'inizio del corteo Marega aveva tuttavia dichiarato a margine di rispettare le scelte organizzative di CISL e UIL. Anche a Trieste il corteo è stato molto partecipato, con migliaia di manifestanti, oltre 3.000 secondo le stime della Digos, nelle strade della città. Nel suo comizio il segretario provinciale della CGIL ha fortemente criticato l'operato del sindaco di Piazza tra un enorme problema con i lavori pubblici, ha detto, e un'amministrazione che non ha alcun confronto e tavolo aperto con organizzazioni, sindacati e istanze dei cittadini. Inoltre la CGIL non convince una città votata quasi esclusivamente al turismo, al commercio e al terziario, e non convincono le navi bianche, ha detto ancora Marega, per lo scarso valore aggiunto in termini di moltiplicatore d'attività che essi generano, auspicando invece una maggiore presenza di manifatture e industria. Nel comizio hanno preso la parola anche rappresentanti delle associazioni che hanno sfilato insieme a CGIL, tra cui Gianfranco Schiavone dell'ICS, Matilda Benvenuto per Rete degli Studenti Medi di Trieste, Tiziana Tommasoni, vicepresidente dell'Associazione Familiari Sofferenti Psichici per il Coordinamento per la Difesa della Sanità Pubblica. Tra i temi affrontati nei vari interventi la crisi industriale, la proposta di legge per le associazioni pro vita nei consultori, il dimezzamento del numero dei consultori stessi a Trieste, la guerra in Ucraina e quella a Gaza, il caso Vannacci e il ruolo del lavoro nella riabilitazione e terapia dei soggetti con fragilità psicologiche. Questi alcuni dei temi trattati ieri. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci risentiamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, 7:35 in questa mattinata del 2 maggio. Allora stiamo facendo come vi dicevo prima, una rassegna stampa un pochino particolare, perché ci occupiamo soprattutto di quelli che sono i siti. Ovviamente oggi non ci sono i giornali in edicola, quindi diamo conto insomma di quello che è stata la giornata di ieri in modo particolare. Lo stiamo facendo appunto con i siti dei quotidiani, del Piccolo, di Trieste Prima, poi abbiamo anche dato uno sguardo naturalmente al meteo e alle altre testate, ma così sicuramente per quanto riguarda la giornata di ieri. Allora andiamo subito a sentire la prossima telefonata, poi rivedremo anche un nostro servizio. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, adesso che mio figlio ha avuto un'emorragia cerebrale anti-CAP, se non il giorno 30 io ho telefonato su a Catinari per mio figlio che stava male, aveva il diarrea eccetera. L'hanno portato su a Catinari e quando è stato che me l'hanno portato ieri pomeriggio a casa, me l'hanno portato, io ho dato i vestiti, ho messo le scarpe ortopediche, ho messo le magliette, la giacca di ginnastica, diciamo che è umida, non so se rende l'idea, i pantaloni nuovi, l'ho dato tutto nuovo e me lo mandano a casa ieri pomeriggio alle 4:30 con vestito di carta. E dove sta la roba di mio figlio? Non lo sappiamo, non si sa dove l'hanno messo. Ma come si spiega? Un paziente che sta male, va in ospedale, prendete la roba e poi lo mandate a casa vestito di carta? Ma che umanità è questo? Ho capito, quindi non ha più trovato insomma i vestiti con cui l'aveva mandato in ospedale? Sì, l'ha portato con vestiti di carta, ma che schifo è questo? Mio figlio si chiama Boni Carmine.
Signora, grazie della segnalazione. Verificheremo insomma se è successo qualcosa di anche irregolare, evidentemente, quindi all'ospedale di Cattinara. Grazie signora, e spero insomma che suo figlio stia bene ora. Allora andiamo avanti e leggiamo anche ancora il giornale dell'edizione appunto di ieri. Si dà conto anche dell'arrivo in regione, ce ne siamo occupati anche noi con un servizio, dei bambini di Gaza. Una piccola nascerà al Burlo di Trieste, possiamo vederlo anche sul giornale. Trattenuti sulla pista al Cairo per 4 ore per problemi burocratici, 3 bimbi sono già stati accompagnati a Udine dalle suore Rosarie, quindi sono arrivati in Friuli Venezia Giulia alcuni familiari degli 8 bimbi di Gaza, con appunto questi 8 bambini con ferite di guerra e gravi patologie, che saranno curati al Burlo Garofalo grazie all'iniziativa umanitaria messa in campo da privati cittadini, tra cui anche l'associazione, la ONG britannica Save a Child e il dottor Marino Andolina. E noi abbiamo documentato proprio questo fatto, ne avevamo parlato, ce l'aveva annunciato appunto questa missione per salvare i bambini da Gaza nelle puntate scorse proprio di Sveglia Trieste. Rivediamo insieme il nostro servizio. Sono atterrati nella notte al Trieste Airport gli 8 bambini di Gaza che riceveranno le cure all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, un'operazione complessa resa possibile dalla ONG britannica Save a Child, realtà con cui collabora il medico triestino Marino Andolina, non nuovo a missioni umanitarie nei teatri di guerra, anche lui coinvolto in questa missione, oltre alla disponibilità del Burlo Garofalo con la responsabile dell'accesso all'offerta sanitaria per i pazienti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, Barbara Fari, su mandato del direttore della struttura Stefano Dorbolò. La notizia per me più importante è che il Burlo rientra finalmente nei progetti di cooperazione internazionale, cioè di aiuto a bambini anche di altri paesi. Quando ero vivo, diciamo, professionalmente, si faceva di continuo, ex Jugoslavia, Iraq, eccetera. Atterrati, come detto, a Ronchi dei Legionari grazie a un volo privato, gli 8 bambini accompagnati dalle famiglie saranno presi in carico dall'ospedale materno-infantile di Trieste. L'istituto ha messo a disposizione la propria foresteria come a casa per accogliere i familiari e l'associazione ABC Bambini Chirurgici un appartamento. Anche il vescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, e la congregazione delle suore Rosarie di Udine si sono impegnati per reperire alloggi ai bimbi e alle loro famiglie. Degli 8 bambini, 4 sono amputati e riceveranno protesi che saranno realizzate in Emilia-Romagna. 2 necessitano di trapianto di midollo osseo, un bambino presenta una ferita dovuta a un'esplosione e uno ha una grave patologia chirurgica. Ai bambini si è aggiunta una giovane donna, mamma di uno di essi, che è anche in attesa di un secondo figlio. Che nascerà poi probabilmente appunto qui nella nostra regione. Allora, torniamo a vedere la prima pagina, ad esempio, del Corriere della Sera, dell'edizione, lo ricordo ancora una volta, di ieri. Si parlava, come abbiamo fatto già vedere nella prima parte della nostra trasmissione, degli bonus, sgravi, le novità sul lavoro annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, e sull'autonomia il richiamo invece di Mattarella, l'abbiamo già letto in altri siti. Attenzione a dividere il nord e il sud, ha detto il Presidente della Repubblica. Sia il decreto per le imprese e famiglie, il PIL cresce più del previsto, europee corre anche Renzi. Poi ancora si dà conto della condanna, Fini condannato per la casa di Monte Carlo, 2 anni e 8 mesi, 5 alla compagna Elisabetta Tulliani. E poi ancora il racconto del personaggio, insomma, Gianni Morandi, che si racconta i successi, la crisi, la rinascita. Adriano Celentano voleva un nuovo clan con me e Mina. Questo è il racconto appunto di Gianni Morandi, sempreverde possiamo dire. Poi ancora il dramma, Nika abusata e uccisa dalla polizia iraniana, la mamma ha lottato. E poi i giudici, le motivazioni del verdetto, così morì Saman, il ruolo della madre. Un altro fatto terribile, l'uccisione di una
giovane donna. Torniamo sul piccolo, vediamo che si parla ancora delle liste per le europee. Savino dietro Tajani, la Dem Vito settima, definite e depositate le prime candidature nella circoscrizione di Nord-Est, attesa per Ciriani e gli elenchi di Fratelli d'Italia, AVS con Mimmo Lucano. Qui vediamo appunto alcuni dei protagonisti delle elezioni europee, c'è stato appunto il deposito. Qui vediamo alcuni dei candidati anche della nostra regione. Nella Lega Lizzi è seconda, Vannacci finisce 14° posto, a guidare al nord-est gli aspiranti eurodeputati sarà il Veneto Borchi e il sindaco Cisint scala in quinta posizione. Poi ancora andiamo a vedere le pagine della cronaca cittadina, della cronaca di Trieste, molto rapidamente scorriamo. Allora vediamo addio alle lampare e ai sardoni nostrani, le ultime 3 barche verso la demolizione. Gli incentivi europei spingono a rottamare i vecchi scafi, pesano la mancanza di giovani e un mercato più povero. Questo è l'approfondimento di oggi, anzi dell'edizione di ieri del piccolo Fritto Savor, la portata che unisce ricchi e poveri. Allora perdiamo un'attività gentile che impatta poco sull'ambiente, dice il ricercatore Borm, che promuove le modalità tipiche impiegate, tradizione bella e sana che dopo le difficoltà rischia di andare persa. A 60 anni siamo vecchi, mestiere difficile che consuma, dice Gaetano D'Ambrosio, è stato per mare tutta la vita ma è giunta l'ora di fermarsi, reti piene solo pochi mesi, spalle da operare e troppa burocrazia. Con la barca ho sfamato i miei ma ora non si guadagna più, racconta appunto uno dei protagonisti, Antonio Veneziano. Poi ancora si parla del Palazzo Carciotti, prezzo a 10,3 milioni, sì dell'Agenzia delle Entrate, la nuova quotazione frutto di una perizia comunale, abbassa la stima precedente. L'assessore Lodi, andremo all'asta a metà giugno, dice, sarà solamente al rialzo. Qui vediamo l'ennesimo capitolo nel tentativo di vendere il Palazzo Carciotti sulle rive. Qui vediamo una bella foto di Massimo Silvano. I comitati cittadini in assemblea, 11 diverse realtà hanno costituito una rete, gli 11 comitati attivi nei rioni di Trieste o impegnati in battaglie sui temi come la sanità o la cabinovia. Il coordinamento si presenterà con l'iniziativa La città che vogliamo, i cui dettagli saranno svelati in conferenza stampa oggi. Quindi ad animare la rete cittadina ci sono Comitato Insieme San Giacomo, Libero Rete Solidale, insomma tutti i vari comitati sorti ultimamente su determinati temi di interesse cittadino. Nel corso del Consiglio Comunale, dell'ultimo Consiglio Comunale, ci sono stati diversi scontri, uno in particolare che abbiamo documentato anche noi sulla richiesta da parte del consigliere Francesco Russo di sapere qualcosa di più sul destino della piscina terapeutica. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Ancora disturba, vogliamo accompagnarlo fuori, ma io vi chiedo la gentilezza perché disturba continuamente, accompagniamolo fuori per piacere, accompagniamolo con la forza. A questo punto. Altra giornata di polemiche in Consiglio Comunale. Il botta e risposta tra il Presidente dell'Aula Panteca e il consigliere Russo è culminato con l'allontanamento di quest'ultimo dalla seduta e l'intervento delle forze di sicurezza che hanno accompagnato all'esterno il consigliere Dem. Ma facciamo un passo indietro perché per arrivare a cacciare un componente dell'Aula ci vuole una condotta grave o particolarmente ostativa ai lavori del Consiglio. Questo ha ravvisato Panteca dopo l'insistenza di Russo nel voler trattare l'argomento piscina terapeutica, tema che il Presidente ha considerato non d'attualità. Da qui il lungo pressing del consigliere del PD che non ha mollato la presa, inducendo infine Panteca a richiedere la sua uscita. Scusate, io sono 20 minuti dedicati alle domande di attualità, poi ci sono le interrogazioni che devo anche... Era già stata Vabbè, posso dire che la sua domanda d'attualità non è stata, perché ha la mancanza del requisito della domanda d'attualità, per questo non è stata inserita. La mia colpa era semplicemente il regolamento alla mano chiedere che si parlasse finalmente di piscina terapeutica in Consiglio Comunale. La risposta è stata agghiacciante, non è un tema di attualità. Lei sta disturbando l'Aula, consigliere. Io le ho già risposto, non aveva il requisito della domanda d'attualità, le ho risposto, punto. Io le ho già spiegato, e la risposta gliel'ho data. La seconda, no, gli ho fatto una domanda, come fa l'analisi di attualità
Posso andare avanti con i lavori? Consigliere, posso andare avanti con i lavori? È triste, ma viene da pensare che il centrodestra, il sindaco di piazza, il presidente Panteca forse non conoscono da vicino le sofferenze delle persone di questa città. Politicamente parlando, Russo ritiene che l'argomento è e resta sempre d'attualità. Panteca però, volendosi sfilare dalla polemica, che ritiene pretestuosa, si è rifatto al regolamento. Bisogna presentare i documenti che abbiano un filo logico nella richiesta, perché se sul documento ci presentiamo per sentito dire e io con quel sentito dire devo interessare far lavorare la mia segreteria, il segretario generale, gli uffici dell'assessore, le segreterie dell'assessore, io credo che non sia un servizio che stiamo dando alla città, ma se mi propone dei documenti dove è chiaramente scritto qual è la sua richiesta, allora è che sia una fonte certa, insomma, perché il regolamento io credo che l'interpretazione che dà è questa. Consigliere, vada fuori per piacere, vada fuori, altrimenti la faccio accompagnata dalla forza pubblica, vada fuori! Vada fuori, è la quinta volta che la richiamo, vada fuori. E questo è stato solo uno dei richiami, insomma, e dei battibecchi all'interno del Consiglio comunale. L'altro lo vediamo sul giornale di ieri, la parola antifascisti scatena lo scontro in Consiglio comunale. I toni si sono accesi fin dalle prime domande d'attualità, ma sono definitivamente esplosi in notturna. Una volta arrivata alla fine della seduta è bastata la richiesta di inserire esplicitamente la parola antifascisti in una mozione di Fratelli d'Italia sul 25 aprile a scatenare una sfuriata tra il consigliere meloniano Gabriele Cinquepalmi e il municipalista Kevin Nicolini, culminata tra urla, accuse di essere fascisti e l'uscita dall'aula del consigliere di Adesso Trieste. La mozione di Cinquepalmi chiedeva al Consiglio Comunale di inviare massima solidarietà al presidente della regione Fedriga e al sindaco di piazza, alle forze dell'ordine e ai giornalisti coinvolti nei cori offensivi dei partecipanti al corteo non autorizzato del 25 aprile, cori che per il meloniano contenevano minacce, bestemmie e l'augurio di morire a un ministro della Repubblica. Una mozione scritta male, sostiene Nicolini, annotando la totale assenza di ogni riferimento al fatto che la liberazione sia stata dal nazifascismo. Da qui la richiesta del consigliere di Adesso Trieste, tramite 2 emendamenti, di inserire riferimento al nazifascismo e ribadire il valore antifascista della nostra Costituzione. L'emendamento è stato tuttavia rifiutato con Cinquepalmi, che reputa la giunta non necessaria dal momento che si sa già per cosa sia la festa della liberazione, anzi non c'è niente di più fascista, affermato rivolgendosi a Nicolini, che richiedere di aggiungere qualcosa che non c'entra. Non solo, come se non fosse sufficiente, con tono minaccioso mi è stato intimato in conclusione di andare in gulag, ha raccontato Nicolini. Parole immediatamente condannate dal centro-sinistra, che compatto ha subito espresso solidarietà allo stesso Nicolini. Una miseria culturale, umana e politica, commenta il consigliere di Adesso Trieste, precisando come davanti a tale comportamento non sia neanche scattato un richiamo d'ordine, un fallimento istituzionale, ha detto appunto il consigliere. Questo è accaduto in Consiglio l'altra sera, anzi l'altra notte, perché si era già in ora abbastanza tarda. Noi invece ci siamo occupati nei giorni scorsi anche dei nuovi furti e dei nuovi danneggiamenti all'interno del bagno ferroviario. Poi la barca, diciamo, per il soccorso in mare è stata ritrovata a poca distanza, però insomma è stato nuovamente preso di mira il bagno ferroviario. Rivediamo il servizio. E questa volta hanno fatto atti vandalici stupidi rompendo, hanno portato via il pattino di salvamento. Ennesimo furto allo stabilimento balneare ferroviario e ancora danni alla struttura. Polizia di Stato con la scientifica sul posto a supporto delle indagini. Il blitz dei ladri è avvenuto nella notte, verosimilmente quella appena trascorsa. Kral e Ferroviario sono ormai trattati come base di approdo di troppe persone che di giorno e di notte transitano da una struttura all'altra attraverso i passaggi dal lato mare. E praticamente si sono preparati per questa notte a venire a prendere ancora 2 canoe dalla parte del magazzino del canottaggio.
In più hanno sfondato i vetri della zona canottaggio, hanno sfondato i vetri della ex zona sub e hanno rotto le porte dove ci sono i lettini, gli ombrelloni, eccetera. Quindi oltre al blitz fatto per l'ennesima volta, proprio la pianificazione di un ritorno con anche il materiale preparato per la fuga, come vediamo dalle immagini. Esattamente, cioè evidentemente hanno pianificato di venire qua e portarsi via altre cose gradatamente e le portano via mare, perché evidentemente hanno forse anche una imbarcazione di appoggio che gli consente di fare questo, perché dubito che siano andati via a remi con un pattino di salvamento, è un po' macroscopico da vedere. Immagino che la capitaneria, se li avesse visti, gli avrebbe chiesto a polmare dove stavano andando con un pattino di salvamento. Non sappiamo chi siano le persone che continuano a fare incursioni negli stabilimenti balneari, telecamere non ce ne sono e la zona è più degradata che mai. Noi ci auguriamo che finalmente ci sia più attenzione per questa zona che sta diventando degradata, perché ormai è un via vai all'esterno per guardare da quando è successa la mareggiata. Abbiamo avuto persone che si sono introdotte per pescare, altri che sono venuti per vedere scavalcando le recinzioni eccetera. Adesso ci sono i lavori al CRAL, il CRAL ovviamente in questo momento è completamente aperto su un lato, per cui da lì si accede senza problemi via mare da noi e conseguentemente io mi auguro alla fine che ci sia da parte delle autorità competenti, autorità portuale, carabinieri del Porto Nuovo, Polmare, Capitaneria di Porto, un po' di vigilanza in modo da impedire questo sfascio continuo e questo assurdo depredare delle zone che hanno già dei grandi problemi. Questo è il fatto che abbiamo trovato anche sul Piccolo, appunto nuova incursione al ferroviario, rubato il pattino dei bagnini, ma gli intenzionati entrano di notte asportando l'imbarcazione, se ne vanno via mare e lo abbandonano ai Topolini. C'è anche la notizia, l'abbiamo già data, picchiata per strada all'alba, 85 anni, è accaduto all'angolo tra via Benussi e via Flavia, l'aggressore individuato in serata, un uomo con disagio psichico. Allora, qui vediamo ancora il corteo del 1° maggio, la CGIL sfila anche a Trieste, l'abbiamo già visto, insomma abbiamo realizzato anche noi il servizio nella giornata di martedì, poi abbiamo visto anche alcune immagini di questo corteo con il sito di Trieste Prima. I ragazzi del nautico a scuola di logistica, l'iniziativa per i 270 anni dell'istituto, esperti di trasporto e studenti si confrontano sul futuro del settore nella tavola rotonda alla Camera di Commercio. Ancora CGIL, CISL e FIAS sulla carenza di personale, la neurochirurgia proclama l'agitazione. Quindi dopo l'assemblea dello scorso 26 aprile con il personale della neurochirurgia di Catinara, CGIL, CISL e FIAS, i sindacati, considerate le criticità emerse, hanno ricevuto mandato di indire lo stato d'agitazione. Il malcontento di chi opera nella struttura sanitaria deriva, spiegano i sindacati, dalla carenza di personale infermieristico e operatori sociosanitari, questione più volte segnalata alla direzione delle professioni sanitarie, ma mai risolta. Una situazione che si trascina da tempo, dicono ancora i sindacati in questa nota, e che potrebbe diventare ancora più severa durante le ferie estive. Andiamo alla pagina di Muggia, vediamo, spuntano 2 zebù nel centro di Muggia e scatta il giallo sulla loro provenienza. Una mamma e il suo cucciolo trovati nella notte in viale 25 aprile. La polizia locale dice nessun esemplare registrato a ridosso del confine. Quindi a Muggia sono comparsi questi 2 zebù, la mamma con il suo cucciolo, avvistati nella notte tra lunedì e martedì a Muggia. Abbiamo anche le immagini di questi 2 animali in un servizio, allora rivediamole insieme. E giallo sulla coppia di zebù nani trovati a spasso in viale 25 aprile a Muggia. No, non abbiamo confuso il 30 con il 1° aprile e il giornalista non va sottoposto ad alcol test, ma è surreale la vicenda di cui si sono dovuti occupare nottetempo i carabinieri del comando Rivierasco quando hanno scoperto i 2 piccoli bovini accompagnandoli nel parcheggio dell'ex Enel, dove vengono monitorati dagli agenti della polizia locale. Ovviamente il punto di domanda è legato al proprietario delle vacche,
animale che ancora non si è fatto vivo. Si tratta in effetti di una razza che soprattutto in Occidente viene equiparata ad animali da compagnia. Si tratta di un tipo di bovini originari dell'India che raggiungono al massimo il 1,10 m al Garrese, praticamente come un cane di taglia grande, e in Europa vengono allevati soprattutto in Germania. Mamma e vitellino, entrambi molto docili e dalla caratteristica gobba, sono probabilmente scappati da qualche giardino, forse in assenza dei proprietari che potrebbero essersi assentati visto il ponte del 1° maggio. Il sindaco di Muggia Polidori comunica che si è provveduto anche a far intervenire sul posto un veterinario che ha accertato il buon stato di salute degli animali. Trovato anche un ricovero sicuro in attesa che il proprietario venga rintracciato. E poi i 2 animali esotici sono stati trasferiti al centro di recupero di Terranova di Fossalon, come spesso accade insomma in questi casi. Allora vi ricordo che fra poco avremo ospite in studio Tiziana Cimolino, poi avremo anche Stefano Bernobic, questi gli ospiti della giornata di oggi. Ancora il tempo per dare qualche breve notizia, sempre tratta dal giornale di ieri. In Noghere via i lavori per il Park dei Tiri, il cantiere solleva nuove polemiche, ne abbiamo parlato più volte anche nei nostri telegiornali. Poi ancora inaugura a Borgo San Mauro, invece siamo a Duino Aurisina, il nuovo centro culturale per quanto riguarda i comuni a noi vicini, quindi sarà inaugurato, è stato inaugurato in realtà ieri alle 16 il nuovo centro culturale di Borgo San Mauro nel comune appunto di Duino Aurisina. Per quanto riguarda la Sugi, nuovo medico di famiglia temporaneamente nella sede di Aurisina. Questa è la comunicazione da parte dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, a fra pochissimo con la nostra prima ospite Tiziana Cimolino. Bentornati in diretta. Allora, buongiorno a Tiziana Cimolino, rappresentante dei Verdi. Allora, grazie di essere qui in questo 2 maggio. Buongiorno a tutti, una bellissima giornata primaverile. Bene, ieri ha partecipato sicuramente Tiziana Cimolino anche alle manifestazioni per il 1° maggio, qui a Trieste in particolare. Sappiamo che c'è stata anche la manifestazione di Monfalcone, no? Che era quella nazionale. Qui a Trieste ci si è concentrati con l'organizzazione della CGIL anche sulla voce, dar voce alle associazioni, alle tante associazioni e tanti comitati che sono sorti in città nell'ultimo periodo, ad esempio anche quello sui consultori, no? Per la lotta sul mantenimento dei consultori. Certo. Beh, intanto è stato interessante perché quest'anno appunto la manifestazione di Trieste che in questo caso ha chiesto la partecipazione di tutti i comitati che si sono formati durante questo ultimo periodo a Trieste, e sono andata anch'io appunto a manifestare questa nostra appartenenza a un comitato, ma potremmo anche partecipare ad altri comitati. C'era soprattutto in testa al corteo questa volta appunto i comitati per la salute, abbiamo avuto Marco Cavallo e poi il comitato dei consultori e poi altri comitati che hanno lavorato sul territorio in questo periodo. Secondo me è molto importante perché questo significa che le persone appunto sono andate a manifestare e si stanno attivando su determinati temi che sono sentiti da tutti, magari qualcuno va a manifestare e altri no, cioè è una testimonianza che viene fatta. È stato secondo me molto bello avere anche Marco Cavallo, che è un simbolo della nostra città, proprio al corteo del 1° maggio. Devo dire che quest'anno io ho visto, ma anche altri hanno avuto la stessa sensazione, una grande partecipazione. Tant'è che il corteo, quando si è snodato, quelli che stavano alla famosa Luminosa, questo luogo che pare verrà tolto dalla nostra città, dove ci troviamo, alla Luminosa, diciamo, vedevano quelli che erano sulle rive che stavano appunto in testa. Quindi
diciamo si è snodato per la città, ma c'era tanta partecipazione. Fortunosamente non abbiamo avuto pioggia, almeno nella mattinata, e quindi tutto sommato è stato anche piacevole. È stato piacevole poi perché quando siamo arrivati in Piazza Unità ci sono state delle persone che hanno descritto quelle che erano le rivendicazioni dei vari comitati e sono state messe per prima dopo il rappresentante naturalmente della CGIL, perché in questo caso a Trieste è stata la CGIL proprio che ha portato avanti questa manifestazione, mentre a livello nazionale avevamo tutti i sindacati e la manifestazione si è svolta a Monfalcone, ma noi pensavamo ci fossero meno persone a Trieste proprio perché tutti andavano a Monfalcone, invece è stato dato una specie di numero chiuso per i partecipanti, anche perché Monfalcone con la sua piazza più di tanto anche per sicurezza probabilmente non riusciva a contenere. L'idea della manifestazione nel Goriziano, proprio per il suo significato, diciamo, no? Aveva questa idea di transfrontaliero, cioè questa idea di Gorizia che è città, insomma, divisa in due, ma in realtà una città che include due, e quindi il significato proprio che è stato messo per questa manifestazione, per un'Europa di pace, aveva proprio questo compito, no? L'idea di includere, l'idea di mettere insieme le cose. Si è parlato molto anche di pace, quindi, no? Era anche è stato molto bello perché devo dire la verità, forti. almeno al corteo che ho partecipato io, c'era sia le bandiere della pace, che sono appunto quelle con tutti i colori che noi vediamo normalmente, che è stato steso proprio davanti a un piccolo palco che era stato organizzato, ma anche come bandiere portate in giro durante la manifestazione, e abbiamo visto sia qualche bandiera palestinese, sia anche però qualche bandiera appunto della Brigata Ebraica, e questo insieme di cose secondo me ha dato anche un senso di tranquillità, di non diciamo conflitto, come è successo in varie parti del nostro paese, ma anche in altre parti del mondo in questo momento, perché l'idea della pace è qualcosa di universale, qualcosa secondo me che deve pervadere in un'idea positiva, non di contrasto, non di conflitto, sebbene ci siano tante criticità su cui sicuramente possiamo anche commentare, dire e fare. Però questo tema secondo me è molto importante, e possiamo dire che il 1° maggio ha dato proprio l'indicazione ad avere dei pensieri alti, ad avere dei pensieri importanti, perché l'Europa di pace, ma poi anche il discorso del nostro Presidente Mattarella, che ha sottolineato soprattutto il problema del lavoro come dignità, e quindi lì tutto il discorso del lavoro povero, il lavoro mal pagato, il lavoro non tutelato, ma soprattutto ha parlato di questa grande problematica degli infortuni sul lavoro e soprattutto delle morti sul lavoro. Come abbiamo sentito anche negli scorsi giorni, non passa giorno che non parliamo di morti sul lavoro, tant'è che pare appunto i numeri siano talmente alti che possiamo parlare di quasi 1000 morti all'anno, quindi sono 3 al giorno. In questo caso, secondo me, veramente dovremmo pensare di più alla tutela dei lavoratori sul lavoro. Questo sono temi tutti che, se vogliamo proprio ne parliamo al 1° maggio, un momento particolare, un momento dove parliamo dai lavoratori e dei lavoratori e del lavoro, però secondo me è stata fatta una bella cosa proprio a pensare di questi temi, a pensare a queste cose proprio in un momento in cui tutti devono sentirsi un corpo unico, cioè un'umanità, un lavoratore e quindi anche comunque attorno al tema del lavoro. Allora, abbiamo subito una telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Sono Luisa questa mattina. Luisa, subito, buongiorno. Perché devo approfittare della Cimolino, dottoressa, per ringraziarla. Sì, sono Luisa. Sì, Luisa, la sentiamo. Allora, devo ringraziarla, dottoressa Cimolino, perché parlo di 30 anni fa, lei era la mia dottoressa e la veniva come se cambiava la sanità,
e la veniva a casa che mio marito aveva il cancro e il viso, la che puliva, stava vicino mio marito. Quella volta veniva a casa i dottori, la sala si ricorda di mia dottoressa? Certo. La veniva a casa in camera di mio marito che gli era a letto malato col cancro e la se lo curava. Lei era coccolissima, sono contenta che ho approfittato questa mattina che l'ho vista perché mi guardo sempre, la sa. Sappiamo Luisa, noi la ringraziamo e le mandiamo un grande abbraccio, davvero. 30 anni fa, ma mi non dimenticherò mai più. Grazie dottoressa. Un abbraccio Luisa, ci ha raccontato varie volte la signora Luisa questa sua brutta esperienza, insomma terribile con la malattia, però in questo caso insomma il dovuto ringraziamento, no, al medico che ha curato suo marito. Sì, proprio per questo noi parliamo anche di salute e questo è stato il famoso Marco Cavallo in tanti sensi. È un po' un rappresentante della crisi della sanità in questo momento, no? Cioè, forse molte persone, anche la signora che ringrazio e saluto, ricordo con insomma, particolare insomma, emozione e fa parte insomma di quelle persone che hanno visto, ma insomma tuttora comunque i medici fanno anche queste cose, ci sono tantissimi medici bravi eccetera e poi anche empatici, cioè nel senso che la medicina generale è anche un entrare in comunicazione con il paziente, quindi significa seguirlo, fare un percorso sanitario, è quello che noi diciamo continuamente e proprio per questo ci sarebbe da aprire tutto un discorso sulla medicina generale e le alternative che in questo momento vengono proposte, anche perché c'è una carenza di richieste in tal senso e lì potremo anche, vedremo con i nostri ascoltatori se vogliamo parlare di questo tema, mi pare un po' di tempo ce l'avremo, ma però è importante appunto questa sensazione soprattutto che il paziente ha di essere in qualche modo un po', non dico abbandonato, ma allontanato da quella che è l'offerta e le possibilità nel sistema sanitario, cosa che tutto sommato è anche un po' vera. Di fatto appunto per questo dicevo Marco Cavallo, perché Marco Cavallo rappresenta anche la nostra psichiatria che abbiamo sentito anche negli ultimi mesi, ha avuto un grosso problema per quanto riguarda anche lì le risposte sanitarie e a dire questo sono gli stessi operatori che si ritrovano, per esempio c'è il centro della Maddalena che comunque in questo, di Via Gambini mi pare, il centro esatto, di Via Gambini, che dovrebbe fare una manifestazione a breve su queste difficoltà, ma anche appunto i parenti delle persone che devono avere a che fare con delle persone che hanno queste difficoltà. Io ricordo sempre in primis, sarò un po' cruda, però devo dire, ricordatevi che sicuramente il fatto dell'apertura dei manicomi, che è stata fatta tanti anni fa, ha rappresentato un punto di svolta importantissimo. Dopodiché sicuramente l'organizzazione territoriale ha tante pecche, tanti problemi che sicuramente vanno risolti, però anche in questi giorni e quest'anno in cui ricorre il centenario di Franco Basaglia si è parlato anche perché sono usciti dei nuovi libri, delle nuove interviste su questi temi e io sono rimasta veramente, devo dire neanch'io che ero interessata, sapevo certe cose. Per esempio una cosa che mi ha veramente turbato, soprattutto nel riguardo delle donne, delle capacità di poter decidere delle donne, è stato quello che per esempio mi hanno raccontato che negli Stati Uniti, nell'America, nello scorso secolo, ma in realtà non nel 1902, si parla dagli anni 30 fino agli 80, giravano per il paese dei furgoncini che erano adibiti a fare dei piccoli interventi cosiddetti, cioè se una persona veniva segnalata, in più diciamo erano molte più le donne che gli uomini, perché magari faceva delle cose strane, ossia poteva essere, secondo l'indicazione, che magari non andava d'accordo col marito, contrastava il marito, oppure non voleva avere figli.
oppure non voleva andare a letto col marito, oppure ballava per strada, perché questo c'era scritto, praticamente potevano essere obbligate a subire questi piccoli interventi che erano delle lobotomie praticamente su dei furgoni, dove degli apprendisti stregoni, perché a questo punto io direi veramente era una cosa cruentissima, inserivano dei ferri a livello nasale e asportavano una parte appunto di cervello. Dopodiché la domanda è: quanti sopravvivevano, quante sopravvivevano e quante no? Pare appunto che la sopravvivenza fosse sicuramente abbastanza alta nonostante i mezzi cruentissimi, ma poi alla fine, se il marito risolveva il problema comunque, se dobbiamo anche dircela, a questo punto praticamente queste donne non avevano possibilità di difesa e quindi sono state fatte, si parla di migliaia e migliaia di lobotomie. Quindi io direi che effettivamente lì lo facevano sul furgone, in Italia lo facevano nei manicomi, ma le richieste erano segnalate proprio con le stesse motivazioni. Cioè una persona che non si era ben inserita, una persona che non aveva delle idee politiche coerenti con il sistema di quel momento, donne soprattutto che si ribellavano a quella che era un ruolo obbligatorio, quindi per questo parlo di donne, perché i manicomi erano pieni di donne, venivano internate e sottoposte a terapie che potevano essere chirurgiche come queste, e ricordiamo, chi ha visto Il nido del cuculo con Jack Nicholson ricorderà gli effetti delle lobotomie, infatti è stato veramente un film importante, ma nello stesso tempo appunto dobbiamo dire che abbiamo avuto anche questi casi laddove non veniva messa altro tipo di terapia, che poteva essere l'elettroshock o altri tipi di terapia ancora e anche comunque complessi e in ogni caso deleteri, perché il problema, come diceva Basaglia, non era solo il malato che poteva avere i suoi problemi, ma era la struttura, il manicomio, per cui chi usciva sicuramente modificato. Quindi per questo io sono stata anche contenta di portare avanti questo Marco Cavallo, che rappresenta un po' per tutti quanti. E abbiamo visto anche delle belle fotografie pubblicate oggi su Trieste Prima di Giovanni Aiello, proprio di questo, ecco, ne vediamo una particolarmente insomma significativa, no? Questa in piazza Unità, poi abbiamo visto anche l'altra del corteo con Marco Cavallo in prima posizione, insomma in primo piano. Allora, vediamo ancora, ci sono delle mail per quanto riguarda ancora il 1° maggio, nuovamente la polemica sulla stella rossa, sulla bandiera tricolore, dice Piero, offesa dalla stella rossa, poi dice clandestini sotto le effigie della Triplice, millantando di essere italiani solo perché presenti sul territorio, senza però avere la minima idea di secoli di storia che ogni vero italiano ha alle spalle. Insomma, molto polemico questo intervento del signor Piero, no? E poi ancora dice, ricordo inoltre che a Trieste il 1° maggio è l'anniversario di Sangue e Terrore, visto che coincide con l'invasione titina e dei suoi sgherri sanguinari. Informo che a Trieste c'è pure stato il 1° maggio tricolore in piazza Sant'Antonio Nuovo, questo dice Piero. Beh, i primi maggi sono tanti, i primi maggi, ognuno poi farà, diciamo, la festa, c'è stato anche la festa degli alpini, se vogliamo, ci sono tante le feste del 1° maggio, il maggio è un mese particolare, se vogliamo anche il mese delle rose, nella tradizione cattolica il mese della Madonna, abbiamo tante cose che possiamo parlare di maggio e di 1° maggio, tra un paio di giorni avremo anche la Maienza, quindi sono feste tradizionali. Certo. Che arrivano proprio nella prima parte della primavera e hanno una tradizione antichissima, possono avere appunto anche dei significati culturali, addirittura medievali o anche prima, per quanto riguarda appunto l'iniziazione alla società dei nostri giovani, ma comunque è un segno di rinnovamento. Io ho parlato del 1° maggio, naturalmente, al quale ho partecipato. Dopodiché devo dire sulla stella,
vabbè, insomma, dobbiamo farcene una ragione, è libertà di tutti esporre qualunque quello che ritengono, e io penso che naturalmente laddove non ci sono situazioni di violenza, credo che ognuno è giusto che possa manifestare, naturalmente laddove non compie un reato. Mi ricordo tanti anni fa c'era già stata una polemica su questo, e mi ricordo che c'era uno striscione molto simpatico proprio durante il corteo che girava con una stella rossa di una nota marca di birra che io non citerò, ma era bellissima, insomma, ed era portata avanti da un'associazione che mi pare si chiamasse appunto Byron, che era quella dei indipendentista, e quindi cioè, tante sono anche le cose, ecco, tanti modi di manifestare, talvolta anche ironici, talvolta anche un po' di sfida, ma se la libertà è questa, cioè se possiamo naturalmente dare la possibilità a tutti di manifestare pacificamente, come quella anche dei comitati. Io per esempio ho partecipato come comitato dei consultori, perché per chi ricorda abbiamo fatto una insomma, sono più di un anno che le donne hanno manifestato per mantenere quelli che erano i punti di consultori all'interno della nostra città. Quindi ognuno si è collocato un po' di qua, un po' di là, o ha manifestato con quello che riteneva appunto più opportuno. Però le manifestazioni sono sempre gradite laddove naturalmente, anche perché così uno esporta all'esterno, mostra all'esterno qual è il suo pensiero, sempre all'interno di una legalità, insomma. Certo. Ecco. Allora, una telefonata, la sentiamo, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Daniela? Mi sente? Sì, Daniela, buongiorno. Sì, mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io avevo chiamato diciamo una settimana fa circa, per dire che io e altre persone avevamo portato la lettera al sindaco per via dell'innalzamento dei limiti dell'elettrosmog. Poi ho anche scritto a varie mail, quando i suoi ospiti vengono che dicono vi lascio la mia mail per qualsiasi domanda, cose del genere, da cui io avrò mandato a 5 persone e nessuno mi ha risposto. Naturalmente ho saputo, e sono sicura di quello che dico, che hanno chiuso il consiglio comunale, le dirò anche l'ora, alle 22:38, senza un minimo di dibattito sulla mozione urgente di innalzamento dei limiti dell'elettrosmog. Sì. Adesso io mi chiedo, visto che ci sono persone tipo me, elettrosensibili, e vari comuni, tra cui la provincia di Bolzano e Pesaro, hanno fatto praticamente questa mozione urgente perché si sono posti la domanda se questi limiti dell'elettrosmog possono essere dannosi per la salute, mi chiedo perché a Trieste, stranamente, perché queste cose qua dovrebbero succedere dappertutto, non si pongono minimamente il problema se questi studi, perché io ho inviato anche gli studi all'ufficio del sindaco, proprio correlati con i nomi e tutto quanto, non si interessano di niente. Cioè io penso che se un domani qualcuno sta male, a chi deve rivolgersi? Capito. Questa è la mia domanda, perché loro dicono che non fa male, però dove ci sono gli studi? Dove c'è un dibattito dove uno dice una cosa e uno dice l'altra? Vorrebbe essere, insomma, avere una garanzia. E vorrebbe che se ne parlasse in consiglio comunale, chiaro. Grazie Daniela. Certo, ormai l'hanno chiuso il consiglio e penso non ne parleranno più, perché l'innalzamento dal primo maggio praticamente è già avvenuto. Capito. Ecco, io volevo una risposta anche dalla sua ospite, perché non mi sembra serio verso i cittadini comportarsi così. Capito. Tutto qua. Grazie Daniela, buona giornata. Questa è la protesta di Daniela. Bene, io devo dire che non è solo la protesta di Daniela, ci sono numerosi comitati, non solo qui a Trieste, per questo parlavamo di liberi cittadini che possono dire la loro opinione, no? Ma sono stata chiamata proprio anche a parlare talvolta di questo, proprio anche nel Friuli e nella Bassa Friulana, perché anche lì, ma insomma non è un problema solo di Trieste, è un problema ovunque, anche perché poi i comuni devono legiferare su quelle che sono le quantità di tolleranza che possono essere accettate, e quindi io credo che come è stato fatto anche per altri comitati, secondo me non è perso, bisogna sempre lavorare su questo. Io faccio parte anche dei Medici per l'Ambiente e questo è un tema che viene continuamente discusso anche a livello nazionale e anche internazionale. Effettivamente, diciamo, ci sono degli interessi che riguardano i soldi,
ma ci sono anche degli interessi di altro tipo, cioè nel senso che le persone vogliono sempre più essere veloci nel comunicare, eccetera, eccetera. Per cui ci sono delle cose che si scontrano. Io dico sempre, noi dei Verdi abbiamo un po' di battaglie perse, un po' di battaglie vinte, però i comitati, le persone, è giusto che si esprimano e continuino, io incito la signora Daniela a continuare nel suo lavoro, a cercare di fare rete con tutti quelli che si stanno occupando di questo, perché parlare di soglia è una cosa molto importante, anche perché ci sono persone che sono più sensibili e meno sensibili, infatti vengono citati i siti sensibili, pensiamo ai bambini, no? Certo. Soprattutto. Oggi possiamo parlare di inquinamento di suolo, possiamo inquinamento d'aria, adesso Legambiente sta portando avanti una sperimentazione proprio a Trieste sui radielli che misurano sempre polveri all'interno di quello che è l'aria, abbiamo l'ARPA che sta facendo questi lavori, a San Dorigo dovremo avere delle centraline che ancora non sono state aperte, che misurano invece le molestie odorose. È importante fare controlli, dopodiché è giusto parlare di soglie ed è giusto anche diminuire le soglie quando è importante che sia fatto questo. Ricordo per esempio adesso, se noi parliamo di FAS, ecco, che sono per esempio quelli che sono praticamente delle sostanze altamente nocive, cancerogene, che creano problemi ormonali, gli Stati Uniti hanno deciso che la soglia di presenza dei FAS nell'acqua potabile deve essere pari a 0, mentre da noi è molto più alta, cioè nel senso sono piccole parti, inutile andare a decidere se più o meno, ma a livello europeo sicuramente sono considerate più alte. Addirittura è stato fatto uno studio europeo che poi è stato pubblicato su un giornale francese, Le Monde, io sono ignorante ma credo che sia proprio Le Monde, sarà francese, e poi anche su riviste, tratto da riviste scientifiche, dove addirittura segnala che uno dei punti di inquinamento di più di questi FAS, che poi sono quelle molecole che rendono impermeabili le cose, per cui le troviamo nelle famose padelle, li troviamo sulle schiume anti incendio, su tutto, anche sui vestiti, sulle plastiche eccetera, e uno dei punti più inquinanti pare sia Domio, stranamente. Io credo sulle grandi diciamo mappe viene indicato questo, ma credo che in realtà sia il canale navigabile. In effetti sono andata a controllare, l'ARPA non sono riuscita io a trovare dei lavori dove dava delle descrizioni precisissime. Chiarissimo, quindi insomma è bene tenere alta l'attenzione su questi temi sempre. Allora, prima di passare alla telefonata ci invia il nostro Massimo Giraldi, che salutiamo, la foto di via Brigata Casale ancora chiusa dopo lo sversamento dell'altro ieri, ne parlava prima anche l'ispettore Mastracchio nel collegamento con la polizia locale, insomma permane questa situazione ancora di chiusura per lo sversamento appunto dell'altro giorno. Grazie a Massimo Giraldi. Allora andiamo a sentire la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una segnalazione. Prego, prego. Ho 82 anni, sono pensionato, vado a fare la spesa. Da parecchio tempo già che i supermercati hanno messo il prezzemolo a 33 euro a chilo, è diventato più del prosciutto. È diventata una droga. Voglio chiedere alla finanza cosa ne pensa, che se andiamo al mercato una cassetta del prezzemolo, una volta quando andavo dalle 9 al sabato la buttavano via perché diventava... Te lo regalavano? È vero, sì, lo regalavano un po' con... euro al chilo, ma è diventata una droga. Mamma mia. 33 euro al chilo, non avevo notato questo perché poi magari sia in casa così, però ha fatto bene il signore. Si prende e si porta via perché si ha bisogno. Dicono perché è lavato, perché è messo nei contenitori, insomma, piccole buste, una cosa l'altro, ma non è, insomma, dalla lira all'euro è diventato una cosa esorbitante.
È vero. Devo rivedere questo qua, grazie. Grazie al signore che ha telefonato Allora, della segnalazione. La segnalazione è importantissima perché lui ha sollevato più problemi. Uno, il fatto che naturalmente le piccole cose di orto costano tanto. Il prezzemolo, poi, che sappiamo è importantissimo nella nostra dieta, forse i giovani non lo usano molto, ma per esempio contiene tanto ferro. Io quando consiglio, per esempio nella dieta, quando c'è qualcuno che ha carenza di ferro, si dice mangia carne, ma se uno non mangia carne, per esempio, conviene tenere il prezzemolo e inserirlo in nelle varie pietanze, perché comunque è un apporto di ferro importante. Questo che costa molto, effettivamente tutto costa molto, soprattutto se noi pensiamo come stava dicendo il nostro ascoltatore, soprattutto nei negozi di frutta e verdura, diciamo ormai sono diventate delle gioiellerie quasi, ma la qualità sicuramente è alta. Io vengo da un'associazione del biologico, per cui insisto e consiglio a tutti quanti di prendere delle cose che siano biologiche. Il fatto che poi ci siano anche tutte queste, le confezionamenti, che naturalmente aumentano il prezzo a un certo punto, perché come dicevamo prima, il prezzemolo te lo davano in mano e ti ringraziavano, la compra pesce, prenda il prezzemolo, addirittura nelle pescherie lo davano. È vero, ecco, oggi effettivamente mettono 2, 3, 4 confezionamenti. Per esempio a un dentifricio pensiamo che ha il tubetto di plastica, poi abbiamo la confezione di cartone, poi ancora la plastica e questo è uno dei problemi cibi, dei nostri tempi. Prima di riuscire a mangiare qualcosa dobbiamo aprire un sacco di confezioni. Sì, talvolta non ce la facciamo perché o devi farti le unghie oppure effettivamente diventa difficile. Ma questo è uno dei problemi dei nostri tempi e pare che ci siano delle normative che adesso anche in Europa ci diranno di diminuire la quantità di imballaggi, anche perché all'interno degli imballaggi ci sono anche le sostanze di cui abbiamo parlato prima, perché naturalmente è importante che non si bagnino con l'acqua. Quindi io sinceramente mi rendo conto di questo e capisco, e bisognerebbe anche avere la possibilità di averlo forse a meno prezzo. Io non so però se il nostro ascoltatore ha mai coltivato il prezzemolo, non cresce mai, cioè devi aspettare. In effetti io dico sempre anche ai pazienti, ma anche perché facciamo corsi di orti tutto l'anno, noi consigliamo per esempio di farsi un piccolo vasetto, cioè quindi è un po' un'autoproduzione soprattutto di queste piccole, chiamiamole anche aromatiche, anche se magari forse non ci sta appieno, però basilico, prezzemolo, penso che tutti potrebbero metterselo un piccolo vasetto sul balcone, infatti questo rientra poi nell'orto sul balcone e poi eventualmente, se il Signore ha piacere, questo può farsi anche un piccolo orto con il prezzemolo. Certo, lui dice, ma sì, ma io non è che ho però un piccolo vasetto di prezzemolo, talvolta basta andare in agraria, loro ti vendono la bustina di prezzemolo anche in supermercato, uno prova, mette, una volta facevano addirittura le lattine dei pomodori e buttavano dentro un po' di prezzemolo, quindi non si sa mai, ma si ricordi che il prezzemolo sta tanto tempo per crescere. Ci vuole quindi pazienza. probabilmente bisogna anche pensare che è una coltivazione che probabilmente in questo momento non è molto considerata fruttuosa, insomma. Allora, abbiamo un'altra telefonata in attesa, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, saluto Bucavella, saluto la redazione, saluto il gentile ospite Cimolino. Buongiorno. Allora, e tutti gli telespettatori di Tele4, volevo fare 2 domande alla Cimolino per capire un po'. Allora, lei come Verdi mi ha colpito molto che non si è attivata quando sono venuti a Trieste a misurare l'inquinamento dell'aria causato dalle navi da crociera, perché c'è stato tempo fa che hanno misurato, hanno trovato di tutto di più, poi c'è stata un'alzata di scudi da parte del raglio della politica locale e dopo non se ne è parlato più, no? Però alla fine le navi da crociera venendo a Trieste inquinano e ammazzano, stando a quello che avevano detto all'epoca. Mi ha colpito molto che voi come Verdi ve ne siete stati zitti. Secondo, allora, approfittando che voi Verdi un po'
siete presenti, diciamo, anche in molti stati europei, anche avete una stretta collaborazione con la Slovenia. La Slovenia ha cercato di adoperarsi per salvare le pinne nobilis, che sono, diciamo, degli enormi... Le pinne nobilis, la specie delle pinne nobilis, giusto? Sì, Ho capito bene? Mi riferisco a quella lì, per chi che non sapete, è quella sorta di mega, diciamo, pedoccio, diciamo, che sta sul fondale Chiaro. e che ha bisogno di acqua pulita. Ok. Ecco, volevo capire, siccome la Slovenia si è data da fare con piacevoli risultati, perché ha individuato in particolar modo il comune di Capodistria e di Pirano, hanno lavorato insieme in concomitanza con l'Università di Lubiana, ho provato a parlare qua su Sveglia Trieste con l'assessore all'ambiente qua regionale, ma non sa neanche cos'era le pinne nobili, giusto l'impressione che lui mi ha dato, no? Ecco, questo, secondo me voi come Verdi ve ne state zitti. Come mai? Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Allora, due temi insomma, che hanno a che fare con l'inquinamento in qualche modo e l'ambiente. Sicuramente. No? Beh, allora, la specie di cui sta parlando il nostro, che pare appunto sia anche uno che se ne intende, perché in effetti ci ha dato il nome corretto, che sono praticamente quelle bellissime molluschi che sono enormi, che sono praticamente noi a Trieste chiamiamo le sture, le se sture, vogliamo, no? è vero, che sono conficcate nella sabbia e di cui appunto si sa c'è stata una moria importante, come di tantissime altre specie che si trovano non solo nel nostro golfo ma anche naturalmente nella vicina Slovenia, che diciamo non ha moltissimo mare, perché se pensiamo va fino a Portorose, Capodistria e Portorose, ma naturalmente c'è stato un impegno importante che abbiamo anche nella nostra regione, perché quelle che sono le indicazioni europee vengono recepite e vengono naturalmente, per quanto riguarda la tutela del mare, ricordiamo appunto che c'è anche il centro di Santa Croce che è l'OGS, che sta sicuramente con i nostri amici che saluto e che ringrazio, perché oltre ad essere naturalmente degli ricercatori, ne abbiamo visti molti nelle file dell'ambientalismo, si sono adoperati appunto per la tutela non solo di questi ma anche di tanti altri molluschi, tant'è addirittura che ricordiamo per esempio il professor Orel, che è stato insomma uno dei ricercatori più importanti qui nella nostra zona, ma non solo nella nostra zona di Trieste ma anche nell'Istria, continua a parlare appunto di tutta la tutela dei molluschi, perché è importante per recepire e capire la salute del mare, e soprattutto poi sono anche delle sentinelle ambientali. Allora, i temi sono tantissimi, perché adesso siamo passati dalle antenne alle sture, che sono più facili da ricordare per le persone, e poi naturalmente anche il tema, adesso passiamo alle grandi navi. Alle grandi navi di cui magari ci occupiamo subito dopo una piccola pausa pubblicitaria che incombe, poi sentiremo anche la nuova telefonata. A fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Tiziana Cimolino. Allora, dovevamo rispondere ancora al signore che parlava dell'inquinamento delle navi da crociera, no? Diceva appunto come mai poi non siete intervenuti, insomma era anche un po' polemico forse. Bene, allora so che appunto ci sono state delle misurazioni ultime per quanto riguardava l'inquinamento da navi da crociera, però ci sono state molte misurazioni anche negli anni, nel senso che ricordiamo addirittura alcuni anni fa la BIC aveva fatto proprio una giornata di formazione su una tipologia di cappuccio mi ricordo tipo quello che è il casco della parrucchiera, che avrebbe potuto, essendo messo magari sopra la ciminiera delle navi, poter intercettare tutti quelli che erano i fumi. Quindi non è un discorso dell'altro ieri, è un discorso da tanti anni, perché le navi le vediamo da anni.
e quindi addirittura erano stati fatti dei progetti e delle progettazioni a cui tutti noi abbiamo partecipato nell'ambito dell'ambientalismo, proprio anche diciamo, su progettazioni di mitigazione di questo tipo di inquinamento. Quello che è vero è che bisogna cercare a un certo punto di convivere, come dicevo prima, perché non è che possiamo andare tutti quanti a vivere nelle malghe in montagna, dobbiamo convivere con un ambiente cittadino che ci dà tanti effetti collaterali, tra cui questi. Quindi su quello bisogna, come si diceva prima, cercare di trovare delle soluzioni che potrebbe essere da una parte la diminuzione del numero delle navi o la restrizione del numero delle navi a seconda di quello che può essere effettivamente una situazione vivibile, perché a un certo punto si è parlato di 6 navi contemporanee all'interno del nostro porto, e dall'altra parte cercare di trovare delle soluzioni. D'altronde anche il nostro Zeno D'Agostinio non è dall'altro ieri, ma parliamo di anni, in cui ha cominciato a parlare di elettrificazioni delle banchine delle navi, quindi sicuramente un assorbimento di corrente. Dopodiché devo dire, noi come Verdi, ma anche come altre associazioni, perché i Verdi non sono altro che una risposta politica o partitica parziale, perché abbiamo ambientalismo in tanti altri partiti, che magari può essere più mite o vario, a quelle che sono le domande dell'associazionismo ambientalista. Quindi sicuramente tutti noi facciamo parte di associazioni ambientaliste, ricordiamo quelle più importanti, WWF, abbiamo Lega Ambiente, ma abbiamo anche tantissime altre associazioni, anche locali o nazionali, che sono emanazione naturalmente di mondi e di pensieri appunto sull'idea di un mondo più pulito, una tutela dei beni comuni, e a seconda dei vari momenti naturalmente sono diverse ed eventuali. Però quello che volevo dire era che sicuramente ci sono stati tanti momenti di discussione su questo, ci sono stati degli incontri, ci sono state delle valutazioni, come dice il Signore, poco più, insomma adesso non mi ricordo qual era il periodo, ma di cui prendiamo atto, ma naturalmente non è che tutti possono partecipare a tutto. C'è stato un comitato che ha fatto questo, che si è formato, e le associazioni ambientaliste con verdi e non verdi all'interno sicuramente hanno partecipato a questo. Dall'altro canto, insomma, i verdi hanno manifestato anche su il loro dissenso sulla quantità di navi, sulla quantità di inquinamento, sulla tipologia di banchina, e su cui addirittura avremmo da dire anche per quanto riguarda quelle elettriche, perché la domanda è: dove andiamo a prendere tutta questa elettricità? Mettiamo un filo e andiamo a finire, facciamo una piccola centrale nucleare sul Carso? Perché non è così semplice. Sono delle scelte politiche o decisionali sulla quale si deve intervenire. Però naturalmente insomma, ognuno poi sceglie dove e come fare la sua opposizione. Allora, sentiamo la telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Laura, sono Silva da Monfalcone. Silva, buongiorno. A lei e alla sua ospite. Buongiorno. Allora, ho sentito tutto il vostro fuori onda, nella quale la sua ospite parlava che delle vecce in Svizzera, parlava in dialetto, le aveva vinto la causa contro l'elettrosmog, che altrimenti le doveva pagare 80.000 Ho capito. Come ha fatto la signora? Allora, sì, ci dica allora, cosa voleva dirci Silva su questo? Allora, si predica bene, ma si ruzzola male. Ma la mia era un'altra domanda per la quale vi avevo chiamato. Dica. Allora, il signore che ha aggredito ieri l'altro la signora 85enne, dopo 6 ore era libero, perché le lesioni riportate della signora erano di 30 giorni, dovevano superare i 40 per avere una denuncia. Cosa sappiamo di questa persona con gravi problemi psichici, sì. Dove si trova adesso e cosa può fare? Chi si prende la responsabilità di tutto? Non è una domanda per la signora dei Verdi, è una domanda in generale. In generale, è chiaro signora Silva. È anche una domanda sanitaria, perché in effetti l'obbligo di denuncia da parte del sanitario è quando la prognosi è sopra un certo numero di giorni, lo diceva mentre sì, in effetti, come diceva lei,
mentre in effetti, diciamo, quando è sotto un certo numero di giorni di prognosi, in questo caso deve essere una denuncia direttamente da parte della persona. È una cosa diversa perché noi abbiamo l'obbligo di referto, per cui diventa denuncia automaticamente, talvolta il pronto soccorso appunto dà una prognosi che lui ritiene, e dopodiché su questo la signora potrà fare denuncia o anche i parenti della signora. Per quanto riguarda invece quello che mi piaceva, proprio questa forma di che è stata, si chiamano Anziani per il Clima, ed è un movimento che è nato in Svizzera e raccoglie anziani, diciamo, loro hanno una specie di statuto dove dicono che uno deve superare i 65 per avere la possibilità di entrare in questo gruppo associazionistico. Hanno fatto causa a Strasburgo, proprio all'Europa, proprio per il fatto che secondo loro il governo svizzero non avesse pensato a loro per la tutela del clima. Devo dire la verità che noi tutti siamo cioè molto spesso ci troviamo, noi ci chiamiamo anche babe, ma insomma in realtà a Trieste non è dispregiativo, è un senso anzi proprio di comunanza, se vogliamo, e comunque diciamo così, queste donne hanno vinto e sono riuscite ad avere un risarcimento molto alto. E in questo caso hanno dovuto però spendere anche tanti soldi che per fortuna sono stati finanziati anche, mi pare, da un'associazione ambientalista in questo caso, adesso non mi ricordo il nome dell'associazione, però hanno avuto è stato strano, ma però devo dire la verità, che queste donne sono riuscite a vincere questa causa e quindi verranno risarcite per questi danni che il loro paese, che noi pensiamo appunto, quando pensiamo alla Svizzera, pensiamo ai monti, alla neve, eccetera, quindi molto meno diciamo così grigio del nostro, e loro sono riuscite ad avere il risarcimento. Quindi voglio dire, se che siano anziane, che siano donne, che sia gruppo delle bionde per il clima o le more per il clima, devo dire la verità, è stato secondo me un colpo importante. Importante, insomma un punto a favore, dai, della battaglia sull'ambiente. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno dottoressa Bucarella, a lei e alla sua ospite. Buongiorno. Fulvio. Buongiorno Fulvio. Visto che la signora che l'ha con lei è dei Verdi, è uscito qualche anno fa un libro molto interessante da parte di Roberto Giurestante, Tracce di legalità, che va tutto l'inquinamento, che scrive tutto l'inquinamento che è stato fatto nel territorio libero di Trieste, senza che nessuno, a parte lui, denunciasse questo. Nessuno. È tutto motivato anche, è tutto sì. Vediamo gli ultimi inquinamenti da Acquario, Muggia, a quella collinetta del disonore, la dico io, di Porto San Rocco. Nessuno ne parla niente, al terrapieno di Barcola, e Acquario hanno fatto anche zona balneare adesso. Nessuno parla niente. Giurestante è stato l'unico che ha denunciato tutto. Nessun gruppo ambientalista dai Verdi in poi ha dato supporto all'unico che ha denunciato, con documenti alla mano. Tutti sapevano che era inquinato, tutti sapevano che il materiale che veniva buttato era inquinante, dalle grotte del Carso al terrapieno di Barcola, poi con Porto San Rocco, con Acquario e tutta la zona delle Noghere. Difatti anche quando hanno fatto Pastazzara ha avuto grossi problemi, come anche altri che hanno insediato le strutture industriali, che hanno dovuto poi fare palafitte e roba del genere, perché era tutto una gelatina sotto e nessuno ne parla. Tutti parlano così in modo generico. L'unico che ha avuto il coraggio è Roberto Giurestante. Capito. È una vergogna che nessuno lo ha aiutato in questo. Grazie Fulvio. Allora, cosa possiamo dire? Allora, intanto io ricordo con piacere Giurestante, perché sicuramente è stato un elemento, una persona che ha portato avanti questa battaglia, come sta dicendo il nostro ascoltatore, e naturalmente è stato ascoltato dal mondo ambientalista perché ne ha fatto parte, quindi non è che ne era fuori, c'era, aveva la sua associazione, era uno dei punti fondamentali dell'ambientalismo triestino,
In questo momento è un po' meno attivo, però devo dire che quel lavoro che è stato detto dal nostro ascoltatore è vero ed è stato un lavoro molto importante, tant'è che, come stava ricordando il nostro ascoltatore, proprio in questi giorni si sta lavorando a un nuovo parcheggio TIR in quel di Noghere, e in effetti si sta preparando di fronte a quello che lui ha descritto, il pastificio, quello di Trieste che si trova nella valle di Noghere, proprio di fronte sono stata chiamata, ma sono stati chiamati anche tanti altri persone a partecipare a una movimentazione, perché stavano lavorando di botto, così di colpo, si è deciso di partire con questa cosiddetta bonifica. Bonifica è a un certo punto di questa zona, che è una zona che in qualche modo la natura ha rivitalizzato. Se voi andate a vedere le foto, c'erano anche sul quotidiano triestino, vero. Eccetera, dove anch'io ho contribuito a far foto, a mandarle, a cercare di spiegare che anche noi Verdi eravamo su questa linea insieme all'opposizione del comune di Muggia, diciamo i consiglieri di opposizione, che hanno fatto anche una conferenza stampa l'altro giorno, nella piazza del comune di Muggia, dove si parlava appunto di questa improvvisa velocizzazione dei lavori per fare un parcheggio, e questo lo dico ai nostri ascoltatori e lo invito a partecipare con i consiglieri di Muggia, a un parcheggio per più di 180 tir, si parla di 300.000 metri quadri, che verranno, eccolo qua, li vediamo, verranno aperti praticamente su quello che voi vedete un verde ormai, perché la natura bonifica, ricordiamo che la natura con la sua modalità sarà nel tempo ma bonifica, e si parla neanche di bonificare, se voi leggete l'articolo, ma parla addirittura che verrà steso un velo praticamente di asfalto per permettere ai tir di fare un parcheggio. Ricordiamo, cioè l'azienda che sta occupandosi, e quindi in questo caso parliamo del porto, di fare un parcheggio. Certo, tutto è funzionale al porto, quando parliamo di porto dobbiamo fare tutto, però stiamo costruendo un super parcheggio nella zona delle grandi motori, dove una parte verrà destinata a questo. Adesso ne facciamo un altro, ma voi avete visto, l'autorità portuale dice che questi tir non trovano parcheggio a Trieste. Io posso essere anche d'accordo, ma voi li vedete tutti questi 180 tir che sono parcheggiati in quelli di Trieste? Vediamo al futuro, ma effettivamente io dico, quando la natura risponde così bene, e risponde in maniera tale da avere ormai alberi ad alto fusto, possiamo dire anche una fascia di ricrescita che potrebbe essere anche una fascia di benessere per le popolazioni intorno, che ormai sono a stretto contatto con gli impianti. Potremmo pensare a questo? Io dico sinceramente che dobbiamo un attimino riqualificare, rivedere queste progettazioni e cercare di mitigare quello che è possibile, e quando è impossibile dire no a certe cose. E poi, se ritorniamo alla sicurezza sul lavoro, sul quale dicevamo prima, se voi vedete, una delle cose che sono state criticate, poi anche lo stesso sindaco di Muggia è venuto lì proprio per riverificare, avevamo gli operai che, se quella è proprio una zona che viene considerata ad alto rischio, perché mai questi operai erano senza, lasciamo perdere i caschi, ma neanche un guanto, una protezione, perché pareva che lì è una zona dove muori se tocchi. Quindi non lo so, credo che ci sono delle discrepanze, delle visioni con difficoltà. Con grandi difficoltà, insomma. Posso fare solo un appello, perché continuiamo con i nostri corsi. Come avevo detto, anche oggi, giovedì, ci troveremo, per chi volesse vada sul sito di Bioest, su Facebook, eccetera, per fare degli incontri sul confezionamento di coroncine e di composizioni floreali con i fiori selvatici, ricordando che la primavera ci dona tantissime cose e che tutto il nostro territorio ne è pieno. Quindi arrivederci a oggi alle 5:30 in via Modiano 5, per chi ha voglia di venire a parlare di queste cose qua, oltre che dei disastri che succedono sul nostro territorio. Sul nostro territorio, quindi sempre in tema naturalmente di ambiente. Allora grazie a Tiziana Cimolino per essere stata con noi quest'oggi. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste.
Grazie a voi. Grazie molte, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra pochissimo avremo ospite in studio il consigliere comunale della Lega Stefano Bernobic. Allora, bentornati in studio, bentornati in diretta alle 9:05. Diamo subito il buongiorno a Stefano Bernobic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora, parleremo con Stefano Bernobic sicuramente dell'ultimo Consiglio Comunale che ha fatto molto discutere, però non dimentichiamo che insomma è stato anche importante perché avete approvato il rendiconto, no? Assolutamente. Quindi, poi leggeremo anche alcune mail sugli scontri verbali insomma, che ci sono stati, uscite d'aula eccetera, però sentiamo subito la telefonata perché è già in attesa da un po'. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Bruno. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Guardi, brevemente, volevo fare la domanda alla precedente ospite, ma penso che posso rivolgerla anche al vostro ospite del momento. Dica pure, Bruno. Allora, diciamo due temi importanti, indipendentemente dal fatto dell'approvazione del bilancio insomma, che c'è stato. Allora, abbiamo due elementi, uno regionale e uno nazionale. La funivia, no, quella che devono fare lì a Trieste. La cabinovia, sì. Sì, la cabinovia, che trovo sia un monumento che fa violenza a tutto quello che abbiamo raggiunto fino ad oggi, a livello che non si può espropriare la gente che vive in un ambiente naturale, tranquillo, eccetera, per cosa? Per trovarci delle soluzioni che non avranno nessuna soluzione per incominciare. Questo vorrei sapere il parere del vostro È contrario insomma? No, ma non è che sia contrario, è che non trovo al momento necessario. E l'altra cosa è il ponte di Messina, cioè 15 miliardi per cosa? Abbiamo i ponti, le strade che cadono a pezzi, andiamo a favorire la camorra e la mafia al sud perché ci sono chiaramente zone dove devono scaricare gli inerti, eccetera, eccetera. Cioè è possibile che non possiamo ragionare a livello proprio concreto, scuole, igiene, cioè scuole, sanità. Cioè, io dico, questo signore che è rappresentante della Lega non può parlare con Salvini e dirgli: senti, ministro dei trasporti, abbiamo delle cose più importanti da fare, piuttosto che spendere 15 miliardi per un ponte quando la Sicilia ha bisogno di strade e di ferrovie. Capito Bruno, queste le sue domande. Grazie Bruno del suo intervento. Allora, cosa risponde al nostro telespettatore? Brevemente su quest'ultima cosa, io principalmente ci terrei a sentire magari i siciliani e i calabresi effettivamente di questa necessità, che sicuramente è un importo notevole, però credo che per quelle terre possa voler dire molto dal punto di vista dell'economia, dei trasporti, ma anche per quanto riguarda proprio l'economia dei posti, dei luoghi. Quindi io su questo vorrei invece sentire magari anche i rappresentanti nostri giù per capire effettivamente la popolazione, perché per noi può sembrare una cosa magari non indispensabile, però magari lì è una cosa che viene richiesta, effettivamente può dare magari maggior sviluppo anche al sud, perché insomma bisogna cercare anche lì di dare una mano. In tanti anni insomma le situazioni lì, anche delle strade, della viabilità, le ferrovie, abbiamo visto che sono in una situazione particolare. Qui abbiamo la fortuna, io dico sempre, di avere l'autonomia nella nostra regione, quindi abbiamo anche le reti ferroviarie anche gestite e anche finanziate dalla regione stessa, quindi abbiamo anche dei treni secondo me anche molto belli, confortevoli, anche diciamo che viaggiano bene. Bisognerebbe implementare, come è stato fatto adesso, quella parte aeroportuale, quindi abbiamo visto l'aeroporto di Ronchi dei Legionari che ha avuto un grandissimo sviluppo. Bisogna sicuramente adesso investire anche sulla parte ferroviaria, ma credo che l'autonomia secondo me è importante proprio per dare le risposte ai singoli territori. Lo Stato italiano chiaramente deve dare comunque il supporto principalmente economico alle grandi opere.
Sulla cabinovia diciamo che io sono favorevole nel caso che si possa fare, questo come tutti, nel senso che se tutto si riesce a fare con le norme, con la sicurezza, con tutto quello che viene richiesto, a me trova, come dire, favorevole per quanto riguarda sia l'accesso a nord, che è il problema principale che ci si pone, poi anche dal punto di vista turistico sicuramente è una cosa che avrà la sua attrattività sicuramente. Allora, un'altra telefonata subito, pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, qua parla Maria, sono in linea? Maria, buongiorno. Sì. Buongiorno, grazie. Ecco, io siccome ho sentito adesso parlare della cabinovia, vorrei dire solo una cosa. Io sono fortunata, abito a Barcola Alta. Dalla mia finestra vedo il faro, vedo tutto il costone del Bosco Bovedo. Ho fatto dei lavori 40 anni fa, ho fatto dei muretti, ho fatto dei pasti, 2 piccoli pastini, una scala, un piccolo pianerottolo della scala. Oggi, dopo 40 anni, ogni parte di questo lavoro che ho fatto ha delle crepe. È tutto che si muove questa nostra zona, è tutta in movimento. E questo è un indice di qualcosa, no? Capito, quindi stare particolarmente attenti a dove si costruisce. Mamma mia, qua tutto si muove, ogni muro ha delle crepe, anche le scale, gli scalini, ma tutto si muove, i muri divisori con l'altra casa che ho prima e l'altra casa che ho dopo, tutto pieno di crepe. Questa è una zona che si muove, tutta. Insomma. Capito, grazie Maria. Ma è ancora una cosa, volevo dire, ma è una cosa stupida, ma se mi permette disturbo. Un giorno ho sentito la signora Lodi che parlava di un lavoro nel Porto Vecchio e ho sentito la parola Mirador. E io non sopporto tutti questi termini stranieri, perché non si può dire Belvedere, che è la stessa cosa? Va bene. Sarà una cosa stupida, ma a me tutte queste parole straniere a un certo punto stufano. Va bene, grazie. Sì, la ringrazio tanto. Grazie signora Maria, buona giornata. Grazie giornata. tante. Insomma, Sì, questo termine io non l'ho ancora sentito nei progetti che ci sono all'interno. L'avevamo sentito in effetti, probabilmente proprio per il fatto che insomma l'architetto che l'ha disegnato ha quella lingua e quindi certo, si è utilizzato questo termine. Posso immaginare, però non ne sono certissima. Sì, comunque condivido che dobbiamo utilizzare al meglio la nostra lingua italiana. Per quanto riguarda la cabinovia, insomma... ho detto bisogna essere certi, fare tutte le analisi, ma come è stato detto comunque che un pilone ad esempio incide meno che un nuovo edificio ad esempio, cioè come impatto anche sul terreno. Quindi sicuramente verrà tenuto conto di tutto, ma questo io presumo insomma da consigliere comunale io non è che potrò tener conto sicuramente delle documentazioni che ci vengono proposte da questo punto di vista, perché la sicurezza è fuori dubbio insomma per tutti noi, perché noi non vogliamo fare nulla che possa essere contro uno la sicurezza e uno in base alle regole insomma che ci sono. Allora un'altra telefonata subito, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, buongiorno carissimi, Enrico da Trieste. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Un'osservazione breve sulla precedente telefonata. Tutta la zona di Barcola Alta, ma anche quella che va verso, diciamo, Miramare, tutta la zona interessata dal FLIS è soggetta a un colamento gravitativo. Questo significa che tutto il FLIS sta scendendo verso valle. Questa cosa è stata appurata e è stata descritta già dal geologo D'Ambrosi alla fine degli anni 50, quindi è una cosa che assolutamente ingegneri, geologi e coloro che preparano i programmi urbanistici devono sapere. Il colamento gravitativo del FLIS a Trieste è un fatto reale
Grazie e buongiorno. Grazie a lei e buona giornata. Allora, questo voleva precisare insomma il signore Enrico, no? Ne abbiamo parlato anche prima. Allora, fra poco dobbiamo andare in pubblicità, volevo solo leggere molto rapidamente 2 mail che parlano del Consiglio Comunale, così poi le commentiamo subito dopo la pausa. Allora, da un lato c'è Giampaolo che dice: perché la sinistra continua a invocare il fascismo che non esiste più e non rispetta e non menziona mai la risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre del 19 che condanna il comunismo come il fascismo. Questo in sostanza, restringo molto perché la mail è molto lunga, riporta anche tutti i riferimenti legislativi. E poi Andrea invece dice: zittire, prevaricare, aggredire e non necessariamente a livello fisico, questa è la matrice comportamentale, il germe fascista, dice Andrea, ancora vivi purtroppo anche se le sue strutture e le sue organizzazioni sono state debellate, verbo più consono. 10, 100, 1000 Francesco Russo e Kevin Nicolini a resistere in aula per i diritti di tutti e non solo di chi ha vinto le elezioni. E anche qui la faccio più breve perché anche questa è molto lunga. Quindi parliamo di quello che è successo in Consiglio Comunale subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Benissimo, così raccontiamo le cose. Raccontiamo le cose, a fra poco. Bentornati in diretta, ancora in compagnia del consigliere Stefano Bernobic della Lega. Allora, dicevamo prima, appunto, abbiamo letto 2 mail su quello che è successo in Consiglio Comunale, ma cosa è successo? 2 episodi distinti, poi avete anche approvato il rendiconto. Sì, allora, facciamo un po' d'ordine. 2 cose completamente diverse, ma forse è un po' il clima elettorale che magari la gente non percepisce, ma nella politica c'è questo clima che ci porta alle elezioni europee e mi avevano già avvertito quelli più esperti che guarda che in quest'ultimo periodo sarà più frizzante. Diciamo poi che Francesco Russo è una persona che di politica ne sa, ne conosce e chiaramente utilizza tutti i modi un po' per così accendere un po' gli animi. In questo caso era stato presentato una domanda di attualità su una cosa che in effetti attualità non era, no? Ma per spiegare anche alle persone, prima del Consiglio Comunale ci sono dei momenti in cui possono venire fatte domande di attualità da parte dei consiglieri o interrogazioni. Domande di attualità chiaramente sono inerenti a fatti che accadono nel periodo, qualcosa che uno legge sul giornale, qualcosa che qualche argomento, come dire, di recente attuazione. In questo caso il consigliere Russo, l'argomento che aveva portato è una cosa, come dire, non d'attualità, ma è una cosa importante, ma non d'attualità, quindi non era stato ritenuto di doverla leggere, discutere così, e pertanto insomma c'è stato questo momento di scambio di vedute tra il consigliere e il nostro Presidente del Consiglio e così, e dopo è finita un po' là, con questa un po' agitazione. Diciamo che credo che sia stata un po' voluta per creare questo momento un po' di accentrare un po' l'attenzione sulla persona, e questo è successo infatti, e questa è un po' la politica. E questa è un po' la politica, dice il consigliere, il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Allora sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Fabio. Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi, tutti e due. Buongiorno. Sentivo l'interessante osservazione del flash che precipita a valle. Dal 50 è stato certificato questo fenomeno. Però tutte le case che sono state fatte sono successive al 50 e quindi questo fa riflettere un attimo, no? Su quelli che difendono il bosco, giustamente, e sulle vecchie tecniche, come la signora che è intervenuta prima ha detto, che tutto è lesionato perché non c'erano le tecniche di costruzione di oggi. Chiaro. E le tecniche sono dei micropali, delle cose, degli adeguamenti che sono fatti anche, scusate, Friuli, quando hanno tolto le curve, diciamo da Vandelli in poi, no? Quando c'è un crollo sulla strada del Friuli, usano quelle tecniche di consolidamento che una volta non venivano applicate. Resta da riflettere che tutte le case, che quelle vie che si intersecano, che poi invadono il Bovedo,
con case ed edificazioni di 4-5 piani, addirittura comunque sotto i 4 sicuramente più i garage, sono dopo il 50 nonostante queste certificazioni, e questi oggi sono, nonostante che in quei tempi non si siano applicate queste tecniche costruttive, sono i difensori del bovedo, perché giustamente dal loro punto di vista difendono quello che loro hanno ottenuto. Un'altra cosa che mi viene da rilevare è che se uno va in montagna e vede che i piloni sono tutti protetti, sono a parte installati nuovi piloni con le nuove tecniche, quindi che vanno fino a profondità nel terreno con i pali, con i micropali, come del resto tutta la città in marina, no? Pali per il mare, ma pali anche per il flish. Il discorso è che le nuove tecniche prevedono delle difese ai piloni in alta montagna a causa di tutte le possibilità di valanghe o impatti di altro tipo, e quindi ci saranno le precauzioni tecniche che oggi sono possibili, che oggi consentono di fare ponti, strade, sopraelevati, cose sospese che una volta erano impossibili. Tutto qua. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Insomma, ci ha fatto una ecco, un po' quello che anche si parlava, che è un pilone con un edificio, in effetti non ha anche la stessa incidenza. Non essendo un tecnico, io mi baso chiaramente su quanto viene prodotto. Ecco, il signore ha fatto questi riferimenti che sicuramente sono importanti, perché chiaramente con gli anni come dire, l'ingegneria ha progredito e quindi saprà dare anche delle soluzioni diverse rispetto a una volta. Quindi per questo io mi aspetto di avere tutti i documenti, che tutto sia come dire, certificato, che non ci sia nessuna possibilità di qualsiasi inconveniente nella costruzione e dopo nella gestione della cabinovia. Allora, abbiamo anche delle mail, c'è anche una telefonata, volevo leggerne qualcuna. Renata ci scrive: io credo che avrebbe avuto maggior significato inclusivo la manifestazione nazionale del 1° maggio se fatta a Gorizia, appunto perché 2 città in una, la capienza inoltre sarebbe stata maggiore. Come mai hanno scelto Monfalcone? Ma così, insomma, le elezioni europee, insomma, c'è un sindaco anche adesso che Anna Cisint, che così sta facendo un po' una battaglia anche per certe cose, quindi la casualità non c'è nelle cose. Non crede alla casualità? No, difficilmente. Allora, una telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto, buongiorno, sono Michela e volevo raccontarvi di un fatto avvenuto ieri sera. Ieri sera, dica pure. Sì. Allora, mio figlio ventenne doveva prendere a mezzanotte e 15 l'autobus, la numero 20. Era alla fermata di Piazza Oberdan con altre persone, ma l'autobus non si è fermato, è andato avanti. Perciò alcune hanno preso il taxi, altri si sono incamminati a piedi. Noi abitiamo ad Omio e a mezzanotte e 40 sono dovuta andarla a prendere. Capito. Perciò anche con la paura che gli succedesse qualcosa, perché era da solo. E come mai questo autobus non si è fermato? Non si è fermato lui era in Piazza Oberdan, però. Piazza Oberdan. Ma da dove parte la 20, mi scusi, dalla stazione? Dalla stazione, dalla stazione, sì. Quindi pensavo fosse la capolinea Piazza Oberdan, no, dalla stazione, quindi no. Fa via Carducci e sale. Via Carducci e sale, ho capito. Allora non si è fermato proprio, quindi... Penso una segnalazione a Trieste Trasporti la potete fare anche proprio per, così anche in questo caso sappiamo che anche il patente di un genitore, insomma, sapere il figlio un po' così disorientato in città che stava rientrando, lo comprendo benissimo, quindi sì, non ho una risposta da dare chiaramente, magari con segnalare sempre le cose. Gli autisti di autobus devo dire fanno un lavoro anche importante, un lavoro che sicuramente è anche molto stressante nel traffico e tutto, però giustamente devono, insomma, rispettare le fermate, magari anche agevolare se c'è una persona anziana, se c'è qualcuno che magari anche corre verso la fermata. Tante volte purtroppo
sfugge davanti, insomma. Quindi, è vero. Allora, comunque può fare questa segnalazione direttamente. Sì, sì, si trova anche sul sito della Trieste Trasporti una mail per segnalarlo e comunque sempre dare un riferimento così uno ha anche modo per poter verificare la cosa. Allora, ci scrive la signora Graziella, è la moglie di Claudio Visintin, che salutiamo, che ha avuto appunto problemi di cuore, quindi lo salutiamo, sì. e dice lo lascio riposare l'amatissimo marito, ma scrivo, dice, nella benemerita sveglia Trieste, spesso si sentono lamentele per quello che non va, riqualificazione alla Barda sul Colle, buche, marciapiedi sconnessi, lunghe file d'attesa per una visita specialistica, eccetera, eccetera. Nel mio caso scrivo ciò che va, che ha funzionato, ed è con gioia e gratitudine che saluto pubblicamente l'ex docente andata in pensione della scuola dell'Istituto Comprensivo Iqbal Masik di Melara, Tullia Canzi. Allega anche una foto, vabbè, poi magari la facciamo vedere, amatissima dai suoi ex docenti, tanto che presente a un recente spettacolo degli Oblivion con Davide Calabrese, ex abitante a Melara, erano presenti tanti melarini, una voce squarcia il teatro. Tullia sono gli ex allievi che, riconosciuta l'ex docente, l'hanno circondata da tanta gratitudine, da un mondo d'amore e d'affetto. Lei ha detto: eravate tutti i miei ragazzi, la mia seconda famiglia, quindi un caro saluto dal marito di Tullia, coach dell'Interclub Muggia femminile Ennio Pandolfini, amministratore, ammiratore, ammirato della dolcezza e della gentilezza, come entra nelle nostre case. Vabbè, grazie Graziella, davvero un abbraccio, e ci fa piacere che abbia ricordato questa bella persona, insomma una vita di lavoro, è andata in pensione, per di capire. Questa è la signora di cui ha parlato Graziella, sempre molto sensibile, un saluto, un abbraccio naturalmente anche al suo marito. Assolutamente, salutiamo Claudio, però è bello anche dare notizie positive, è vero, quello sì, perché ci manca, cosa, perché vuole le segnalazioni, come dico sempre, ci vogliono le segnalazioni, è importante segnalare, partecipare, fare proposte, però anche magari vedere le cose belle, le cose positive, non fa male, insomma. Non fa mai male, non fa male. È vero. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Signora Bucarella, buongiorno a lei e al consigliere Bernovic. Buongiorno, allora, buongiorno, a proposito del Consiglio Comunale, una domanda d'attualità. È nuova, no? Eccolo. Allora, quella signora di 85 anni che è stata aggredita da quel personaggio afghano, che è stato considerato psicologicamente non adatto, no? E che adesso è libero, naviga nuovamente per città. Adesso io vorrei sapere, le persone anziane e anche le giovani che girano per città, non a mezzanotte, non di notte, neanche col buio, alle 6 del mattino, come dovrebbero comportarsi, perché insomma non penso sia questo un atteggiamento. Quando il questore dice che sono aumentate le aggressioni, i furti, tutto quello che noi sappiamo, l'Istat anche, ma il sindaco a un'interrogazione, a un'intervista ha detto ma non è così. Allora io vorrei sapere come devono comportarsi i cittadini, gli anziani a Trieste, camminando per strada. Semplicemente rimangono chiusi in casa quelli che possono. Non è, cioè la paura fa 90 ormai, no? Io ho sempre lo spray al peperoncino, ma se vedo venirmi vicino uno, non è che lo tiro fuori, e in quel momento non avrei potuto neanche difendermi. No, eccolo. Vorrei sapere, proprio una domanda di attualità, che cosa ne pensa Bernovic di questo degrado che sta andando avanti nella sicurezza a Trieste. Grazie. Grazie Nivea, sempre molto sul pezzo, sicuramente la signora Nivea. Allora, facciamo rispondere fra pochissimo il consigliere Bernovic, infatti, su questo tema. Non so se siamo in grado di collegarci però con il nostro Umberto Bosazzi, ancora non è pronto il collegamento, allora prego, insomma, cosa voleva replicare alla signora Nivea, che si dice preoccupata? Sul puntuale fatto che, diciamo, è accaduto quasi sotto casa mia. Conosco il figlio della signora, infatti quella mattina quando ho avuto notizia veramente sono rimasto scioccato, non si capiva bene cosa fosse successo di preciso, però sapere che una signora di 80 anni, 85, con il cagnolino che quotidianamente fa la sua passeggiata, la mattina,
tranquillamente, insomma, senza avere, e questo si può anche immaginare, un portafoglio dietro, perché solitamente uno non è che va con soldi a farsi la passeggiatina, venga aggredita. Quello a me ha fatto subito rabbia, poi sapendo di conoscere il figlio, mi sono immedesimato magari anche in lui, che le nostre mamme, nonne, indifferentemente, possono accadere cose del genere. Sulla sicurezza, io vorrei dire una cosa. Chiunque di noi può uscire di casa con un coltello e fare una strage, fare qualsiasi cosa. Non lo facciamo perché? Perché siamo persone normali. Purtroppo negli ultimi periodi ci sono delle persone che o maggiori disturbi psichici, maggiori comportamenti violenti, questo sì, si comportano in maniera diversa dalla quale noi eravamo abituati. Perché, ripeto, è difficile controllare tutte le persone, cioè si dà per scontato che una persona che cammina vicino a noi è una persona normale, tranquilla e civile come dovrebbe esserlo. Le pattuglie sono aumentate, i controlli nel senso nelle zone più sensibili che vengono segnalate. Questa qui non è una zona ad esempio sensibile, perché è una zona, devo dire, veramente insomma, tranquilla, c'è la gelateria sopra, c'è il bar vicino. Erano le 6 di mattina e questa persona, che dopo è risultata non psicolabile, ha aggredito senza motivo. Cosa si può fare? Io sono fermamente d'accordo che questa persona non possa girare per città in maniera normale, tranquilla e libera, cioè perché effettivamente se c'è la possibilità che possa ripetere, qualcuno deve prendersi la responsabilità di questo. Cioè non è il sindaco che deve prendersi la responsabilità su una persona. Chiaro. Questa persona è stata individuata, è stato stabilito che è una persona che non ha, come si dice, le carte in regola. Ho capito, però non può essere che adesso la rimettiamo tranquillamente. O è seguita da qualcuno e qualcuno che lo segue ha la responsabilità su questa persona, oppure, santo cielo, insomma, anch'io mi sentirei in difficoltà, perché adesso ripeto, questa signora di 85 anni che quotidianamente faceva la sua passeggiatina, io credo che adesso avrà sicuramente uno shock, non so se avrà la voglia di fare nuovamente questa sua vita normale. No? E questo veramente me ne dispiace, veramente. Davvero dispiace. Allora dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo, tenteremo di collegarci appunto con il nostro Umberto Bosazzi, che oggi è andato a Gorizia, quindi vedremo un po' che cosa succede in quella città. A fra pochissimo. Allora, bentornati in diretta, sono le 9:40, siamo in compagnia di Stefano Bernobic, consigliere comunale della Lega, e ora ci colleghiamo con il nostro Umberto Bosazzi, che vedo già pronto in compagnia del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. A te la linea, Umberto. Buongiorno Laura, buongiorno al consigliere Bernobic e buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo dunque in compagnia del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che ringrazio per essere appunto con noi. Allora, ci sono due argomenti da trattare. Il primo riguarda il lavoro, no? Riguarda anche e soprattutto i cantieri. Ma sì, coincidenza che oggi siamo il 2 maggio, perciò all'indomani della festa del lavoro. Abbiamo convocato una decina di giorni fa tutte le sigle sindacali, l'ambito è stato circoscritto all'edilizia. Perché? Perché in Gorizia, come forse si sa, quantomeno sanno coloro che vengono nella nostra città, è letteralmente un cantiere a cielo aperto. Tantissimi sono interventi che sono in corso di realizzazione, o perlomeno sono già stati appaltati, perciò Gorizia fino al dicembre di quest'anno, gennaio del prossimo anno, avremo davvero tanti cantieri. La nostra preoccupazione, che c'è sempre naturalmente, ancora di più in questo frangente, è che ci possono essere infortuni. Ahimè, abbiamo visto alcuni giorni fa anche quello a Pordenone, ma non necessariamente mortali. Un infortunio già di per sé, è accaduto un infortunio proprio a Borgo Castello, sulle mura in Castello, un mese e mezzo fa circa.
Ecco, perciò l'obiettivo nostro qual era? Quello di condividere delle prassi, delle buone prassi, delle regole, non soltanto ovviamente con sindacati, amministrazione comunale, ma anche con gli imprenditori, portare questo argomento al tavolo del prefetto per allargare il perimetro a tutta la provincia di Gorizia. Perciò non soltanto prevenzione degli infortuni, e ovviamente quelli anche mortali a maggior ragione, ma anche prevenzione di tutte quelle pratiche che poi più facilmente conducono. Mi riferisco ad esempio all'eccessivo uso dei subappalti, che assolutamente sono legittimi, ci mancherebbe altro, anzi è l'Europa che ha sempre è uno strumento che viene imposto ed è comprensibile, ma fare in modo che non si ricorra al subappalto in continuazione, perché alla fine c'è qualcuno che rimane col cerino in mano, e perciò da qualche parte delle economie devono essere fatte, o in termini di opera pubblica o in termini di lavoro, ma anche appunto per tutto quell'ambito poi finanziario. Non mi riferisco solamente al 110, perché l'amministrazione comunale, come sai, giustamente, comprensibilmente non ha potuto fruirne, ma fare in modo che perciò non ci siano delle sacche poco trasparenti, perciò prevenzione a 360 gradi davvero. Questo è uno. L'altro argomento riguarda, credo sia, la prossima settimana, 2 presenze importanti a Gorizia. 2 più una che si è già svolta. Quella, mi riferisco, ma sempre con grande piacere, a quella del cardinale Matteo Zuppi, che mi ha rimproverato ogni volta che lo chiamo cardinale Zuppi, anche perché spetta il titolo di Sua Eminenza, come è pari grado di un ministro della Repubblica nostra nel protocollo. Lui pretende da me essere chiamato Don Matteo, una persona davvero squisita e eccezionale. Don Matteo, c'è anche un collega. Sì. Il 7 maggio sarà qui a Gorizia il vice premier Antonio Tajani, ministro degli esteri della cooperazione internazionale. Ci incontreremo qui con operatori, con stakeholder, dopodiché alle 14:30 parteciperà invece al festival, alla giornata goriziana del Festival del Cambiamento, 6 maggio a Trieste, 7 maggio a Gorizia, promosso dall'ente camerale della Venezia Giulia insieme a European House Ambrosetti, perciò è un nome che è una garanzia. Poi proseguirà in area meno Tele4, nel senso che si recherà, però questo sì, a un'intervista anche al direttore Ubaldeschi, anche del Piccolo, oltre che del Messaggero Evento e di altre testate in Veneto, e poi un incontro legato al Giro d'Italia, che sappiamo essere in assoluto l'evento mondiale che produce la maggior ricaduta in termini turistici. Sono 200 TV in tutto il mondo che acquisiscono i diritti, 800 milioni e 900 milioni di persone. Questo è il 7. L'8 invece, insieme a Romano Prodi, al presidente Prodi, presenteremo alle 18:30 in borgo a San Rocco il libro postumo di Demetrio Volcic, già presentato a Gorizia fugacemente prima e a Trieste, e all'indomani alle 10 sarà ospite ufficialmente sempre il presidente Prodi della nostra amministrazione, ci saranno sempre degli incontri, e poi alle 11:30 dovrà recarsi a Novo Gorizia, perché sarà una giornata topica per la Slovenia. Si ricordano, vengono celebrati, oltre che ricordati, i 20 anni di ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, proprio il 9 maggio, che è la giornata dell'Europa, e perciò è previsto anche alla sera, insieme la presenza del premier Robert Golob, oltre che del commissario europeo sloveno, il presidente Prodi e tante altre autorità anche da parte italiana. Faccio un'ultima domanda, poi la lascio, perché mi pare di capire che deve tornare in giunta. Però voi sapete che per Tele4 io interrompo i lavori della giunta e mi rendo disponibile per voi e per i vostri telespettatori. Ho fatto un figurone, No, come sempre. Stavolta non possiamo usufruire delle brioche. No, solo questo volevo chiederle, Sindaco. Quanto piacere le fa, mettiamola così, che la Transalpina sia riconosciuta ormai a livello internazionale, Piazza Transalpina, come il luogo, come il sinonimo, come appunto il luogo del superamento di determinate problematiche. Quanto è importante è diventato quel luogo? Ma per 3
ragioni fondamentalmente. La prima ovviamente perché fa piacere che di Gorizia si parli sempre di più in Italia e in tutta Europa, anche in tutto il mondo, perché questo produce ovviamente anche delle ricadute in termini economici, turistici, eccetera. Ma mi fa piacere perché davvero qui a Gorizia non è soltanto una narrazione, lo possiamo toccare con mano, qui davvero abbiamo creato le condizioni perché un confine che non era un confine banale, perché come i telespettatori ben sanno, il confine tra Italia e Slovenia, Gorizia e Nova Gorizia, era un confine particolare, non soltanto per la cortina di ferro, ma un confine che ha visto le tragedie. All'epoca la Jugoslavia non c'era, il Carso, dalla prima guerra mondiale fino naturalmente alle deportazioni, alla guerra finita e tutto quanto ne ha conseguito anche dal punto di vista economico, perché anche dopo il 1947, nel momento in cui, e anzi dopo la guerra civile slovena, l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, Gorizia, che è una città emporiale, ha perso molti punti in termini economici perché abbiamo subito non sleale la concorrenza normale di mercato della Slovenia. Perciò un confine che ha delle ferite aperte, perché parliamo di tragedie che non si sono consumate 200 anni fa, ma 70 anni fa, 80 anni fa. Ecco, se proprio qui, lungo questo confine, siamo riusciti a ricreare progressivamente, con i mal di pancia che ancora permangono da una parte e dall'altra, un'armonia, una collaborazione, una coesione, davvero significa che si può esportare questa, come si dice adesso, best practice, questa buona pratica anche altrove e ahimè tocchiamo anche in questo caso con mano quanto vi sia la necessità. Grazie al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, per essere stato con noi. Vi restituisco la linea. Grazie anche a Umberto Bosazzi, grazie naturalmente al sindaco di Gorizia per questo collegamento, insomma sempre simpatico, no? Rodolfo Ziberna è disponibile a raccontare poi tutto quello che succede, insomma, nella sua fa piacere città. Che anche Gorizia abbia la sua visibilità con un evento importantissimo il prossimo anno. Vero. Perché così insomma, la regione nel suo complesso veramente secondo me sta crescendo sotto tutti i punti di vista e anche Gorizia fa la sua parte. Allora, Ponzecchi invece, tornando a Trieste, Federico dice: il consigliere Bernovic ha omesso però di citare qual è stato l'argomento sollevato da Russo e di commentare gli epiteti rivolti da Cinque Palmi a Nicolini. L'argomento è un argomento diciamo, è l'acqua marina, che quindi di attualità, cioè ne ha poca, nel senso, come interrogazione uno poteva chiedere a che punto c'è il progetto, a che punto siamo, insomma, ma di attualità chiaramente è chiaro che non c'è nulla che è accaduto in questi giorni che possa rientrare in questo argomento, quindi mi sembra veramente palese, povero, cioè, il Presidente ha ritenuto, ma anche penso ha sentito il Segretario, di non doverne parlare in quella fascia, ripeto, non è che adesso non se ne deve parlare, ma in quel momento domande di attualità sono altre cose. Dopo gli epiteti, c'è stato uno scambio secondo me tra il consigliere Cinque Palmi, il consigliere Nicolini, poi è intervenuto il consigliere La Terza, forse non si sono capiti benissimo perché dopo un po' sfugge, è successo qualche incomprensione secondo me, perché dopo alla fine sicuramente non è una cosa personale, io credo che finisce lì la situazione, quindi io non vado a fare il difensore di nessuno, c'è stato uno scambio che secondo me si concluderà o è già concluso, immagino, insomma, da persone. È già archiviato, insomma. Da persone, sì, insomma, dispiace chiaramente vedere in aula dei momenti un po' accesi, ma ne abbiamo visti e credo che ne vedremo anche avanti. Allora, una telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Sono Nevio Santini, buongiorno dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Sarò breve. Allora, affinché quel personaggio instabile di mente, non so da dove proviene, dall'Afghanistan mi sembra, sì, così sia rispedito al suo paese, cosa deve fare? Ammazzare qualcuno? Perché è facile colpire con pugno una signora anziana di 85 anni. Io ho 80 anni, provi a colpire me con pugno e poi vediamo. Ha fatto molta impressione naturalmente. Sì, troppo buonismo in qualsiasi altro paese europeo. Capito. Quello lì verrebbe rispedito immediatamente, un pacco senza ricevuta a casa sua.
Capito, noi abbiamo già i nostri personaggi instabili di mente, dobbiamo prendere anche quelli degli altri paesi e curarceli. Guardi, è un commento che troviamo anche in alcune mail che andavo a leggere ora. Grazie della telefonata, insomma. Ma io faccio un mio pensiero diciamo, su questo argomento in linea generale. Io ritengo che siamo uno Stato che ha accolto, sta accogliendo, però io non riesco a capire assolutamente come chi in teoria scappa da una guerra o cerca una fortuna migliore debba arrivare qui e commettere reati. Cioè questo a me proprio sfugge nel senso, e quindi condivido non solo la persona malata di mente, ma chiunque che arriva da un altro Stato, può essere anche da uno Stato anche più vicino, non deve essere per forza l'Afghanistan, che commette un reato penale, cioè, debba venire allontanato. Non si può, con certi Stati non ci sono gli accordi per farlo rientrare, in altri Stati ci sono questi accordi e si sta man mano facendo. Però ecco, il mio pensiero è questo, quindi accogliamo, una persona arriva qui, si comporta bene, si rende utile, si rende produttivo, come noi, però se commette un reato penale, basta, bisognerebbe poterlo allontanare, quindi sì, su questo ripeto, si trova insomma questo è un mio pensiero, ma penso che sia un pensiero abbastanza anche semplice, né discriminatorio né altro, cioè io intendo dire solamente che chi viene qui deve venire per comportarsi bene, per essere utile alla nostra comunità. Sullo stesso argomento Patrizia ci scriveva: sono rimasta inorridita dall'aggressione alla signora da parte dell'afgano con disturbi psichici e ancora di più da quello che è accaduto dopo il suo fermo mentre si stava denudando in piazza Repubblica, rilasciato senza fissa dimora, probabilmente non in regola, con i problemi mentali, se sta girando libero aggredirà ancora. Insomma, la preoccupazione, no, delle alcune persone, ad esempio buongiorno, dice ancora Ale, quei clandestini sono delinquenti, punto, sanno che in Italia possono fare di tutto, non vengono puniti. Poi ancora Marina, gli extracomunitari finora non mi hanno mai dato fastidio, anzi 2 volte in autobus mi hanno aiutato a fare il biglietto, l'ultima volta addirittura uno straniero mi ha restituito il biglietto pluricorse che mi era caduto, anche per testimoniare che è chiaro che il caso di quel particolare soggetto, mi sembra che insomma il fatto che le restituisca il biglietto mi sembra una cosa, per questo io reputo che queste persone che arrivano sono persone normali, cioè adesso non è che uno per forza debba rubare, però se vengono qui a commettere reati, cioè è normale che si comportino come persone normali. Io do per scontato questo, non do per scontato il contrario, però se viene commesso un reato, ma il reato questa è aggressione, che comunque lì siamo in via Flavia, questa era in piazza della Repubblica, quindi è una persona che circola tranquillamente, liberamente, e posso capire lo stato d'animo delle signore, ma adesso non dobbiamo avere, spero, paura di uscire di casa, perché ecco, non ci deve essere questa cosa, però sì, possiamo capire che questa persona forse potrebbe, se non è curato, non lo so, magari è seguito e deve prendere dei farmaci, quel giorno non li ha preso, cioè ci sono varie situazioni che ho avuto anche modo di seguire su persone che sono seguite dai centri di igiene mentale, sai, non seguono la terapia, può succedere così. Però sì, ne abbiamo già anche noi parecchi appunto qui di persone seguite dai centri di igiene, di più non ne servirebbero. Allora, buongiorno, ci scrive invece la signora Jessica: volevo segnalare che al Burlo stanno progettando i parcheggi a pagamento, sono iniziati i lavori delle colonne e delle casse automatiche, un altro ospedale dice con il parcheggio a pagamento da gratuito, mi sembra assurdo, soprattutto l'ospedale per bambini, penso che entro un mese sarà a pagamento perché i lavori procedono velocemente ma nessuno ne parla. Andremo a verificare, perché è vero, non ne parla, che mi giunge abbastanza nuova. Non lo sapevo, quindi, spero che, spero, non lo so quali, se sono quelli davanti oppure quelli come dire, indietro in fondo, che ci sono altri parcheggi. Capiremo, perché è interessante, io spero che almeno 1 o 2 ore saranno gratuiti, magari se non c'è qualcuno che magari lascia l'auto più tempo,
per questo, perché giustamente uno con l'emergenza adesso non si metterà a prendere le monetine. Cioè, certo, non so, infatti. spero. Posteggi Saba, ci scrive ancora Sonia, non trovo giusto che nel posteggio dell'ospedale di Cattinara, che per un minuto dopo l'ora si deve pagare un'ora intera, si dovrebbe pagare a frazione di ora. Gorizia, Monfalcone e Aviano i posteggi sono gratis. È vero che ad esempio a Monfalcone e Gorizia però c'è anche tanto più parcheggio. No? Sì, c'è una tempistica gratuita, mi sembra. Gratuita. Sì. Dopo il fatto che quando scatta il minuto, cioè quando scatta l'ora, quello è purtroppo una cosa proprio matematica. Il fatto che non ci sia frazionamento, l'ho detto già un'altra volta, è una cosa che anch'io ritengo interessante da poterla fare, almeno la mezz'ora, no? Questo sì, anche in tutti i parcheggi, diciamo, quelli al chiuso, perché in strada c'è la possibilità della monetina. Esatto. Allora, sentiamo la telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono una signora anziana di 77 anni, vi voglio raccontare un episodio che mi è successo 2 giorni fa. Dica pure. Erano le 10:30 di mattina in via Beccaria, io mi faccio accompagnare da mio marito perché non deambulo facilmente. E viene avanti una coppia, un signore abbastanza giovane con 2 bambini per mano e una signora giovane dietro con la carrozzella con altri 2 bambini di un'etnia diversa dalla nostra. E il signore mi mostra un foglio bianco, perché tante volte mostrano per quello che domandano la carità, che vogliono, e io dico solo gentilmente, no grazie, col sorriso. E lui mi ha risposto, mi scuso delle parole che ho sentito dirmi a 77 anni, vaffanculo puttana. Mamma mia, e quindi insomma è un caso proprio di elemosina molesta, no? Come si chiama? Insomma, sì, ma sono cose veramente a noi. Assolutamente inaccettabili. Una volta l'educazione civica veniva insegnata, adesso viene riproposta, forse anche nelle case. Purtroppo c'è questo, parlo anche di tradizioni, perché magari questo signore sono abituati a parlare così, forse alle donne ad esempio, perché magari le donne sono considerate in maniera diversa, quindi mi spiace per quanto accaduto. E siamo vicini, signora. Sì, veramente non ci sono parole, perché cosa fare non lo so, però veramente fa rabbia riuscire a sentire questi episodi. Davvero. Allora, solo un aggiornamento di cronaca: c'è stato un incendio in provincia di Gorizia, nel comune di San Canzian di Sonzo, in particolare nella frazione di Begliano. I vigili del fuoco sono intervenuti. L'incendio era in un appartamento al secondo piano di una palazzina di 6 unità e per fortuna l'uomo che si trovava all'interno era già riuscito a uscire da solo. Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno provveduto a verificare quante persone erano ancora presenti e hanno evacuato temporaneamente gli unici 2 inquilini presenti nella palazzina e hanno spento l'incendio. L'inquilino è stato preso in carico dal personale sanitario che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale per i controlli e le cure del caso, ma non sarebbe grave. Spente le fiamme hanno provveduto i vigili del fuoco sempre alla messa in sicurezza dell'alloggio. Al termine i 2 inquilini sono potuti rientrare nei propri alloggi, quindi sembra andata bene. Ringraziamo i vigili del fuoco per il lavoro che quotidianamente fanno, perché anche questa è un lavoro importantissimo. Verissimo. Per tutti noi, magari appunto ci si dimentica, magari solamente in queste occasioni viene un po' così ricordato, però sono sempre presenti, quindi anche loro un ringraziamento per quanto fanno. Grazie anche a Stefano Bernobic e torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie e buona giornata a tutti. Buona giornata anche a tutti voi che ci avete seguito.